rayo de sol. Déjame que te cante, morena, de mis amores. Un bolero que ensalce tu verbo, que es tan español. Oggi è 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia e giornata mondiale delle telecomunicazioni. È una giornata veramente importante perché parliamo di omofobia, parliamo di una cosa molto seria che riguarda un po' tutti, non solo l'Italia, ma direi in generale. Allora ne parleremo questa mattina in presenza con la dottoressa Elena Gaiotto, vicepresidente cooperativa Una Casa per l'Uomo. Buongiorno dottoressa Gaiotto, e grazie di essere qui. Abbiamo collegata da Udine l'avvocato Angelica Giancola, criminologa. Buongiorno avvocato. Buongiorno Mirella, grazie, buongiorno anche alla sua ospite. Buongiorno. Allora, avvocatessa, come vuole che la chiami? Chiedo sempre che dopo lo sbaglio, per carità non mi ricordo più. No, Angelica, va bene, Mirella, dai, siamo... Allora, avvocato, ci racconti un po', perché questi casi stanno aumentando, l'omofobia non ne parliamo, ma soprattutto la violenza in genere, e anche, io direi, con numeri che veramente cominciano a preoccupare non solo gli addetti ai lavori, ma tutti noi, perché il nemico lo possiamo incontrare dietro l'angolo. Cosa ci dice, avvocato? È che purtroppo Mirella ha ragione, la violenza sta diventando un problema sociale, è un problema sociale, i casi stanno nettamente aumentando,
il panorama non è dei migliori e questa violenza sta aumentando soprattutto tra i ragazzi, ma tra ragazzi molto piccoli, ed è questo che è preoccupante, perché diventa quasi una moda, no? Più l'atto è violento, ovviamente tutto deve essere ripreso, postato, perché io devo dare la prova di quello che faccio, più like si acquisiscono, più follower si hanno. Quindi qui quello che emerge è proprio una mancanza di valori, è proprio cioè l'empatia non sappiamo più che cosa sia. Fra l'altro hai parlato di omofobia, purtroppo devo dire la verità, anche all'interno proprio di situazioni che si stanno verificando nei gruppi classe, scuole, perché queste situazioni poi vengono denunciate, no? Dagli insegnanti, dalle famiglie. Sempre più ragazzini vengono emarginati, presi in giro, bullizzati e, passami il termine, proprio c'è un accanimento contro di loro perché dichiarano la loro omosessualità. Trovo che questo sia aberrante. È aberrante nel 2023, perché qui che io posso avere, io rispetto le idee di tutti, però la mia libertà finisce dove inizia la tua e io devo rispettare quella che è la tua vita, quelle che sono le tue scelte, basta ragionare per stereotipi, cioè secondo me bisogna veramente fare un gran passo indietro e ripartire da quella che è l'educazione ai valori, perché non c'è più. Non è possibile che davanti a dei ragazzi che si picchiano, ok? E c'è il gruppo ragazzi, c'è chi riprende col telefonino, la gente adulta passa, guarda e fa finta di niente. Questo non è un bel esempio. Io non posso dire ai ragazzi non lo dovete fare, dovete comportarvi bene, quando io adulto faccio finta di niente, sono indifferente. Cioè, l'adulto deve essere un punto di riferimento, deve educare, deve dare il buon esempio, ma se io adulto non do il buon esempio, come posso pretendere dai ragazzi che poi si comportino in un certo modo? Dimmi tu che cosa ne pensi, Mirella. Però ve lo dico subito, avvocato, e poi sentiamo anche la dottoressa Gaiotto. Penso che all'interno di queste figure, gli adulti, c'è la paura. Perché purtroppo ci sono stati dei casi dove queste persone sono intervenute e sono state picchiate anche in maniera forte. Però io penso una cosa, avvocato, e vorrei sentire il parere della dottoressa Gaiotto, che forse tutti quanti dobbiamo metterci in prima linea, non c'è niente da fare. È inutile avere paura, perché con la paura non arriveremo da nessuna parte, anche perché penso che i casi siano, rispetto a quelli che veramente possono passare inosservati, quelli che veramente fanno scalpore, siano pochi rispetto a quei ragazzi che tu riprendi. Io l'altra scorsa settimana ho detto che sono rincasata in bicicletta a mezzanotte a Treviso, tranquilla e beata, e che non avevo paura. Chissà qualcuno cosa avrà pensato, quella è fuori di testa, ma io mi sento sicura nella mia città. Perché non lo devo dire? Ma perché devo avere sempre questa paura di uscire? Ma è mezzanotte, ma chi se ne frega? Se io mi sento sicura vado. Sbaglio, per carità, ma posso sbagliare anche alle 10 del mattino, alle 8 del mattino, non so mai che discorsi sono questi. Prego, dottoressa Gaiotto. Buongiorno anche alla dottoressa Angelica Giancola. Sì, è un fenomeno, quello della violenza, che sta aumentando, o forse ci sono di più i casi che arrivano alla cronaca e di cui sentiamo parlare. Noi nello specifico ci occupiamo di violenza di genere, quindi di violenza contro le donne, ed è un fenomeno che è un fenomeno multiforme, molto, molto complesso, di cui dobbiamo tenere in considerazione tutti gli aspetti. Abbiamo la violenza fisica, abbiamo la violenza psicologica, abbiamo la violenza economica, abbiamo la violenza digitale, quindi è un fenomeno molto complesso che se ne parla sempre di più. Forse non sono proprio aumentati di per sé i casi, ma il numero dei casi che arrivano alla cronaca sono di più, perché parlandone e facendo questo lavoro riusciamo magari a convincere qualche donna in più a denunciare e a svincolare e a uscire da questi percorsi di violenza, e riusciamo a convincere qualche uomo in più ad accettare di seguire dei percorsi per uscire da questo ciclo di violenza. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella.
e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto voglio fargli gli auguri a Mario Conte, che non è stata una sorpresa, ma lo sapevo benissimo, che diventava sindaco da nuovo. Bravo Mario Conte, va a fare il tuo mestiere, bravissimo. E dopo voglio dire, pasticcioni giovani, una volta, cos'ero fiumi, e ne avevo 80 anni, che c'erano i minorenni, tutti i fiori, da 14 anni in poi, che faceva qualche cosa, i fondamenti vinculati a salute, che c'era il carcere di minorenni. E andava dentro. Ed è sempre stata una certa violenza, ma non come adesso. Adesso siamo sulle mani anche a dire e bande di stranieri, guardano gli altri. Ma con cosa c'entriamo gli altri? Con gli stranieri che vai bande con il macete. Ma dove siamo li vai? Bisogna che li fermiamo. Ma noi, le persone anziane, da varia, come si dice, è maniera, ma invece con 30 fiori io bastona, non è possibile che una persona si metta a difendere cosa. Bisogna che lo Stato, va bene, a tutti questi fiori che fa, se la vengono qua, tutti in prigione, tutti i minorenni, non è che passa la voglia. Purtroppo la violenza, guarda i programmi per televisione della nostra RAI, più di violenza mi fa vedere, più di robe assurde, i fiori impara tutte le robe che si ha. Un programma che è manco peso, io faccio solo che ti mirella, perché non me ne sa più. La televisione non si ne più da guardarla, i fiori impara di tutto. E ora bisogna che i fiori, innanzitutto è famiglia, e scuole, va bene, e dopo il comportamento che ha anche la famiglia. Perché abbiamo 7 fratelli, arrivavamo a casa e il papà dove c'era? A lavorare. Insomma, avevamo un punto di riferimento, va bene, e 7 fiori non è poco, perché da un anno a 2 a 3, insomma, bisogna che lo Stato intervenga, va bene, e che metta a posto le robe. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie Rinaldo. Allora, visto che hai nominato il nostro sindaco Mario Conte, che veramente ha fatto un exploit incredibile, è una persona molto amata a Treviso, tanto è vero che è arrivato quasi al 65% delle preferenze, vuol dire che chi semina raccoglie, perché questa è la verità inutile, una certa sensibilità è stata premiata, anzi anche se hanno tentato anche lui di fare violenza, ma come vedete dai risultati la gente ha capito che invece è una persona proprio con una certa sensibilità e non ce ne sono molti in giro. Andiamo a vedere allora il sindaco Mario Conte il giorno dopo. Vedete, io ho iniziato la storia. Moderato il discorso. No, io ho iniziato la storia e la storia viene continuata dai miei 2 pupilli partiti negli anni 90. È Giancarlo Gentilini a prendere la scena per primo dal palco allestito sotto la loggia dei 300 per la prima conferenza stampa di Conte dopo la vittoria. Il presidente della regione Zaia ringrazia il riconfermato primo cittadino e cita Vico con i corsi e ricorsi della storia. Ci sono i momenti nei quali sei giù, io ho visto anche la Lega al 2,83%, l'ho vista al 38%, adesso dall'8% di settembre siamo al 17%. E dall'altro devo dire che noi ci sentiamo la responsabilità, ve lo dice uno che ha preso quasi il 78%, di rappresentare anche quei cittadini, e Mario è stato votato a mani piene da cittadini che di certo, scusatemi, non militano nella nostra parte politica, ma hanno scelto la persona. Dopo la lunga notte di festeggiamenti, Mario Conte ringrazia tutta la squadra e lancia una frecciata allo sconfitto De Nardi. Il risultato si è visto, tant'è che siamo riusciti a prendere 2000 voti in più rispetto al 2018. Quindi significa che se c'è un tema legato all'astensionismo, quello è un tema che non riguarda noi, ma riguarda un'altra forza politica che evidentemente ha fatto delle scelte diverse che non convincono gli elettori tanto da non portarli a votare. Ora Conte si prenderà qualche giorno di riflessione per decidere la composizione della nuova giunta.
Per quanto riguarda la scelta della squadra, le caratteristiche che gli assessori della nuova giunta dovranno avere è competenza, disponibilità e valori umani importanti al di là dei risultati ottenuti in questa tornata elettorale. Ci saranno delle riconferme, ci saranno delle novità, adesso nomi non ce ne sono ancora, però garantisco che metterò a disposizione della comunità trevigiana la miglior squadra possibile. Ecco, era doveroso perché voi sapete che se sono a Villa Margherita è merito di questo sindaco ed esclusivo suo, di lui, e perciò io solo per ringraziarlo, perché mettere a disposizione dottoressa Gaiotto e avvocato Giancola una villa veneta per le fragilità non è da tutti i giorni, perché poteva dire semplicemente no per tanti motivi e noi non saremmo là, invece devo sempre ringraziarlo. Detto questo, ecco, un uomo che veramente fa del suo lavoro, del suo percorso, un percorso dove parla sempre anche delle persone fragili. Ecco, questa sensibilità che bisogna avere per fare una squadra, l'importanza della squadra. Anche nel suo lavoro lei ha una cooperativa, una casa per l'uomo, lei coordina naturalmente ed è molto importante la squadra. Senza squadra non vai da nessuna parte, esatto. Però ci vuole una squadra competente. Ci vuole una squadra competente, infatti ringrazio sempre i colleghi che poi lavorano sul campo, lavorano da un lato con le donne vittime di violenza o i colleghi che lavorano con gli uomini autori di violenza e che dimostrano tutti i giorni un grande impegno su questo tema. In realtà l'attività che facciamo sul territorio di lotta e contrasto alla violenza di genere è un lavoro di squadra e di rete. Noi abbiamo la cooperativa di Montebelluna e abbiamo questo servizio per gli uomini autori di violenza a Montebelluna. Adesso, grazie a un progetto europeo, abbiamo avuto la possibilità di aprire 2 nuovi sportelli sul territorio della provincia, uno a Conegliano e uno a Treviso. E grazie a un progetto europeo di cui... Ferma dottoressa, a Conegliano dove? Perché qualcuno ascolta magari e vuole sapere anche dove si trovano questi sportelli e come arrivarci. Lo sportello tutte le nostre attività sono su appuntamento, sì. Per cui è necessario, magari dopo diamo il numero di telefono e gli orari. Lo sportello a Conegliano si trova presso la Casa delle Associazioni in via Masette ed è uno spazio messo a disposizione dal Comune di Conegliano. Lo sportello di Treviso invece si trova in Alzaia, in Restera, ed è uno spazio messo a disposizione dal Comune di Treviso, che è partner di questo progetto europeo che si chiama Change, che vuol dire cambiamento, ed è un progetto che è guidato da un'altra cooperativa, la cooperativa Itaca, e che vede tra gli altri partner anche l'ULS di Treviso. Quindi è una rete, una squadra, come si diceva prima, tra il pubblico e il privato, perché serve uno sforzo collettivo, una sinergia collettiva per affrontare tematiche di questo tipo. Abbiamo Sebastiano da Abano. Stavo dicendo Abano da Sebastiano, cioè proprio grande stamattina. Vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella, lei. Ciao caro. Io volevo appunto parlare sulla violenza nelle città. Purtroppo noi stiamo dando parecchi pieni poteri a tutta questa criminalità di gente che fa quello che vuole in Italia. Cioè io sono del parere, l'Italia è per gli italiani, cioè in che senso? Che in Italia tu devi rispettare le regole che vengono rispettate dallo Stato italiano. Se non ti sai bene, te ne va al tuo paese se gli altri ti permettono. Io vedo in TV, nei canali di programma Rete 4, gente che aggredisce i giornalisti, con tutti che i giornalisti sono accanto alle forze dell'ordine. Ho visto un'immagine di uno che lanciava una bottiglia a una giornalista e accanto aveva un poliziotto. Ora questa gente qua non ha rispetto neanche sulle divise che abbiamo noi in Italia, sulle nostre forze dell'ordine. Io sono del parere, uno straniero può venire perché abbiamo di bisogno anche degli stranieri, però è giusto che il straniero deve essere adeguato, che deve integrarsi in Italia, cioè deve avere un lavoro, deve avere tutto, deve rispettare le regole italiane. Ora io dico, a Milano in 3 mesi ci sono state 9 violenze su delle donne. Ora io dico, com'è possibile nel 2023, con tutte le forze dell'ordine che abbiamo, che lavorano veramente bene, non riusciamo a prendere queste persone individuali, identificarle, denunciarle e mandarle ai loro paesi? Perché io dico, il Marocco non è in guerra,
la Tunisia non è in guerra, cioè aiutiamo a quelli che vengono dalla guerra, però che devono rispettare le regole italiane, come gli italiani li devono rispettare anche noi, perché anche noi non è che siamo tanti, siamo anche noi delinquenti, purtroppo italiani ce n'è, però purtroppo l'italiano non è che lo posso mandare in un'altra terra, lo manderò in galera in Italia. Allo straniero che commette reati in Italia lo manda al suo paese a scontare la pena al suo paese, così i carceri sono belli vuoti per i detenuti italiani e abbiamo finito abbiamo per fortuna la sicurezza nelle nostre città, ma bisogna attuare, non è che diciamo delinquenza non ce n'è tanta, io vedo tanta violenza, o altrimenti i programmi che fanno su Rete 4 o sono finti o sono veri. La ringrazio e mi scusi per lo sfogo, signora Mirella. Grazie Sebastiano. Allora, prima di rispondere a Sebastiano con l'avvocato Angelica Giancola, andiamo in pubblicità. E abbiamo in linea Antonio da Padova. Vai Antonio. Sì, buongiorno Mirella e buongiorno Buongiorno. anche all'ospite. Niente, stamattina mi sono alzato, ho guardato la televisione, poveretti quelli di Emilia Romagna che sono sotto l'acqua e si sentivano urla. Hai fatto bene a ricordarli, bravo Antonio. A me dispiace, ma io mi sono incavolato per una cosa. Adesso abbiamo la Meloni che è in giro per il mondo. Adesso ieri era Reykjavik in Islanda che parlava, ma non parlava dei problemi dell'Italia, e parlava dell'Ucraina, che noi aiutiamo l'Ucraina perché siamo in debito con l'Ucraina. In debito? Ma veramente noi siamo in debito con tutto il mondo, perché abbiamo più di 2 milioni di miliardi di debito. Ma perché devo essere in debito? Perché per l'Ucraina? Ma Mirella, guardi, mi girano talmente non lo so cosa dire. Ma l'Italia è un problema italiano? Ma perché non stai in Italia a risolvere i problemi dell'Italia? No, niente, noi siamo in prima fila a risolvere i problemi del mondo. E poi abbiamo, cos'è che abbiamo? Abbiamo ancora Amatrice sotto le macerie, acqua sotto le macerie, abbiamo adesso le alluvioni in Emilia Romagna. No, noi siamo perché siamo in debito con l'Ucraina. Ma vi rendete conto? Io, Mirella, è 2 anni che non vado più a votare, è 2 anni, perché i problemi non sono nostri, i problemi sono, tu guarda la televisione, è Biden, è l'America, è quella, ma chi è che ci ma ragazzi, io pago miliardi di euro per questa burocrazia italiana, ma dell'Italia la gente qua non gliene frega niente, sono sempre in giro per il mondo. Ma chi è che paga tutti questi soldi che va all'estero e in giro l'aereo apposta per andare a Reykjavik? Domani va ai G7, ma in G7 in Giappone. Ma chi è che paga tutti questi viaggi qua? Ma chi è che li paga? Pensate agli italiani, non pensate al resto del mondo, lo dico sempre. Prima gli italiani, ma invece gli italiani guarda sotto l'acqua. Mi dispiace per quelli dell'Emilia Romagna che sono sotto l'acqua, ma bisogna pensare all'Ucraina. Buongiorno e grazie. Grazie, abbiamo sentito anche le riflessioni di Antonio. Prego, avvocato Giancola. Io vorrei ricollegarmi a quanto detto dalla dottoressa, no? L'importanza del lavoro in team e di come questo fenomeno del maltrattamento, e che quindi ci ricolleghiamo alla violenza di genere, sia in questo momento proprio un problema sociale, no? E intanto il lavoro in team è fondamentale, lo sostengo da quando faccio questo mestiere, perché da sola io non posso andare da nessuna parte, quindi ben venga che ci siano delle persone che mettono assieme la propria professionalità e soprattutto la volontà, no, di risolvere questo problema. Ora, per quanto riguarda la violenza sulle donne, tu sai Mirella che io diciamo che io nasco, cioè ho fatto criminologia perché questa passione e questa esigenza di voler difendere le donne vittime di violenza è nata dai tempi dell'università, quindi diciamo che è la mia prima specialità.
però io vorrei porre l'attenzione su quello che è proprio il fenomeno, no? Cioè l'esplosione della violenza non avviene all'improvviso, ma ci sono quelli che noi chiamiamo proprio il malfunzionamento relazionale, cioè durante la litigata c'è la prima sberla, i maltrattamenti psicologici, cioè non è un fenomeno che mi sveglio la mattina, oddio è diventato violento, no? Non è così. E a fronte comunque di leggi importanti, di protocolli, quindi ricordo il codice rosso, protocollo Zeus, ci permettono di intervenire e di cercare in qualche modo di arginare questo problema. Non dico di risolverlo totalmente, ma se noi non interveniamo proprio sull'autore della violenza, probabilmente questi, perché io che gestisco donne vittime di violenza da avvocato, faccio molta fatica a convincerle ad andare avanti con le denunce, le querele, perché comunque le paure sono sempre quelle, la paura di... Interrompo un secondo, se no mi cade la linea, lei lo sa come funziona. Abbiamo Rosario da Favaro Veneto, poi continuiamo. Ciao Rosario. Buongiorno a lei, a parte che non mi chiamo Rosario. Ah, non so, mi hanno detto Andrea. Questo, guarda, io dico quello che sento in cuffia. Non c'è l'importanza. Come ti chiami? Come ti chiami? Andrea, Favaro Veneto. Andrea, scusa Andrea, ma mi hanno detto quel nome, Andrea, no, perché è giusto chiamarti col tuo nome, non posso mica chiamarti Rosario se te chiami Andrea. Vai Andrea. Vai Andrea. Lei, intanto. Comunque purtroppo devo dare consenso a quel signore che mi ha preceduto con la telefonata. Il discorso di questi elementi che viaggiano qua, di stranieri, e senza contare che purtroppo i nostri politicanti se ne vanno per il mondo a aiutare qua, aiutiamo là, aiutiamo là. Giustamente ha detto, dobbiamo aiutare gli italiani, porca miseria, non lo so via. Io non posso capire che devono farsi vedere che siamo un'unità europea, ma per l'amore di Dio. Siamo italiani, scusa, prima l'Italia e poi il resto, altro che storie. E tornando agli immigranti, poi, io sono stato in Africa, non un giorno, diverso tempo anche. Purtroppo dove sono gli africani non si svilupperà mai niente, secondo me, a meno che non ci sia, diciamo, l'uomo bianco che intervenga. Ecco, questo è il discorso che volevo fare io. Però qui in Italia purtroppo le leggi sono troppe, vanno allo sciacquo, bisogna poter intervenire con rigidità, allora si può ottenere qualcosa, altrimenti tanti saluti signori ti dicono. I negri, sono stupefatto di questo momento che mi trovo qui in Italia, sono senza parole, non ho mai visto un'Italia così depressa e anche a me mal messa, e sì che ho votato pure io a destra, sono sincero, sperando di avere qualche bella novità, ma purtroppo devo adeguarmi a quello che passa in convento, in parole povere. Grazie Andrea, abbiamo sentito anche le riflessioni di Andrea da Favaro Veneto. Prego avvocato, poi sentiamo la dottoressa Gaiotto. Prego avvocato Giancola. Allora qui oggi cerchiamo di risolvere un problema che possiamo affrontarlo noi, no? Cioè che è quello della violenza contro le donne. Poi sono assolutamente d'accordo e con le considerazioni fatte dai signori che hanno chiamato, però tornando a noi ritengo che sia fondamentale proprio l'aiutare l'autore di questi reati, perché se io risolvo il problema all'origine, probabilmente i numeri di femminicidi e di maltrattamenti andranno quantomeno limitandosi, no? Perché io posso intervenire sulla donna, posso farle capire che devo anche darle però delle certezze, quindi alla domanda ma io rimango da sola? No, non rimani da sola. Ho delle strutture dove posso collocarla, posso ridarle un'autonomia economica, perché spesso queste donne non hanno più l'autonomia economica, perché uno degli obiettivi dell'uomo maltrattante è quella di farle perdere l'autonomia, così rimani sotto di me, senza di me non puoi fare niente, no? Però sono assolutamente favorevole e anzi secondo me c'è da fare molto di più in termini di nascita di queste associazioni, finanziamenti, però
bisogna assolutamente lavorare sull'uomo maltrattante, perché è fondamentale, e questo anche in un'ottica di prevenzione. A mio avviso è altrettanto importante parlare di questo da quando i bambini sono piccoli, quindi al rispetto, al non, quello che si diceva prima, non ragionare per stereotipi, cioè non è perché è una donna, ah vabbè, ma è una donna, no, non funziona così, cioè proprio costruire pian piano, fare dei piccoli passi che poi portano comunque a un certo tipo di costruzione di valori, di rispetto, quindi rispetto anche per quello che si diceva all'inizio della puntata, di una persona che ha un orientamento sessuale diverso dal tuo, il rispetto della donna in quanto donna, il rispetto di una donna che può vestirsi come vuole senza sentirsi in pericolo. Quello che dicevi prima, Mirella, è fondamentale. Voglio sentirmi sicura non solo nella mia città, ma ovunque. E poi permettimi, Mirella, vorrei ricordare, perché mi ha molto colpito, se ne è parlato pochi giorni fa, di un signore che è riuscito a intervenire, no? C'è stata l'irruzione di un ladro, insomma questa persona anziana è intervenuta salvando la vittima, e alla domanda della giornalista ma non aveva paura, lui ha risposto no, perché dovrei avere paura, è un uomo come me. Trovo che questa sia stata una risposta meravigliosa, quindi dimmi tu quelle che sono le tue considerazioni, però secondo me questa risposta vale più di 100 altre 1000 parole. Infatti ho risposto prima perché io non ho paura, ma non tutti sono come me, quel signore, purtroppo, perché purtroppo con tutti i messaggi negativi che arrivano sulla paura, sul terrore di uscire di casa, capisce bene che noi facciamo fatica a credere che sia così tutto semplice e facile. Allora, prima di sentire la dottoressa Gaiotto, andiamo a vedere, perché il tempo veramente corre impetuoso, questo video cyberstalking, perché è molto importante, poi commentiamo. Il primo, Treviso, Gaiotto, video cyberstalking 1. Allora, questa era la versione per gli uomini, andiamo a vedere anche il secondo, che è la versione per le donne. Prego, dottoressa Gaiotto. Ecco, innanzitutto voglio dire, sono perfettamente d'accordo con tutto quello che ha detto l'avvocato prima, proprio su tutta la linea. Volevo soffermarmi un attimo su questi due video, cui tengo particolarmente. Questi sono un progetto che abbiamo terminato da poco e sono progetti sulla violenza digitale, che è un fenomeno, se ne parla poco ed è un fenomeno in crescita soprattutto dopo la pandemia, e
perché siamo un po' pensati a portare che la violenza che avviene su una sfera digitale poi insomma sia virtuale. In realtà è un tipo di violenza che ha degli effetti molto concreti sulla vita delle donne che lo subiscono, sia dal punto psicologico. Il cyberstalking ad esempio ha gli stessi effetti psicologici sulla donna dello stalking che viene portato avanti con mezzi tradizionali, e la violenza digitale poi include anche tutte le forme di diffusione non consensuale di immagini, spesso di tipo a sfondo sessuale, che è il cosiddetto revenge porn. Non so se ne avete sentito parlare, è uscita una legge qualche anno fa che proprio regola questo tipo di comportamento, la diffusione non consensuale di immagini. E è un progetto questo che abbiamo appena concluso insieme alla Regione del Veneto, e dove andiamo a lavorare sia con le donne che subiscono queste forme di violenza, ma anche con gli uomini parallelamente, perché come diceva prima l'avvocato è fondamentale. L'aspetto punitivo della legge non è sufficiente per fermare la violenza, non basta condannare l'autore di reato violento, perché siamo certi che prima o poi ci sarà di nuovo una nuova recidiva, cioè una ripetizione del comportamento violento. Quello che noi vogliamo fare tramite il lavoro che facciamo negli sportelli di cui abbiamo parlato prima è proprio andare a lavorare con gli uomini e intervenire sulle loro motivazioni e sulle ragioni che li portano poi ad agire questi comportamenti violenti, e insegnargli come smettere. L'obiettivo che abbiamo noi è quello appunto di insegnare agli uomini come fermare la violenza, e abbiamo visto che questo tipo di attività, che sono percorsi molto lunghi perché non si risolvono in qualche incontro, ma per esempio nel nostro caso i percorsi completi durano 19 mesi, quindi 1 anno e mezzo di lavoro costante, e abbiamo visto che il tasso di recidiva, quindi di ripetizione dei comportamenti, diminuisce drasticamente. Allora, dottoressa Gaiotto, poi vorrei sentire anche l'avvocato Giancola. Io sento parlare di uomini e di donne. Non è il caso che iniziamo a parlare di persone? Perché è come se noi continuassimo a dividere quella che è la violenza, che sia fatta su un uomo, su una donna, su un bambino, una bambina, un diversamente giovane, come lo chiamo io, è sempre violenza. Forse parliamo poco di persone, tanto è vero che il codice rosso non esiste per gli uomini. Ecco, fa fatica a partire il codice rosso per sempre violenza, perché ci sono anche gli uomini che subiscono violenza. Cosa ne pensa, avvocato? Dico subito che purtroppo gli uomini vittime di violenza da parte delle donne c'è un numero molto oscuro. Perché? Perché l'uomo difficilmente denuncia, perché non vede la donna come reale pericolo, da una parte, dall'altra perché c'è un po' un senso di vergogna, quindi non abbiamo proprio delle statistiche, dei numeri che ci portano a dire ok, l'aumento dei maltrattamenti nei confronti degli uomini è questo. È chiaro che parlando proprio di cyberstalking, così come io lo vedo nel cyberbullismo, devo dire che molto spesso gli atteggiamenti più violenti, soprattutto di natura psicologica, avviene da parte delle gentili donzelle, no? Cioè le femmine sono molto più, passatemi il termine, psicologiche, l'uomo è molto più fisico, quindi sono d'accordo nel sostenere che la violenza è violenza, ma secondo me bisogna un attimino modificare quello che è il pensiero anche dell'uomo nel voler dire ok, non è vero che una donna non mi può far niente, ma se è vittima di determinati tipi di atteggiamenti e si configura quello che potrebbe essere un reato anche di stalking, devono denunciare, perché è solamente, cioè, la denuncia permette comunque di intervenire e di cercare di arginare questo problema. Però sono d'accordo, violenza è violenza. Parliamo di violenza contro le donne e comunque questo fenomeno è un fenomeno, ripeto, è un problema sociale, perché di femminicidi, nonostante appunto la legge sul codice rosso, che è una legge estremamente importante, non sono diminuiti, anzi è questo che è preoccupante. Quando si parla di, cioè proprio
si configura, no? È vero, scusa, faccio un passo indietro perché trovo estremamente importante, sono molto d'accordo su quanto detto dalla dottoressa. Purtroppo l'utilizzo dei social per perpetrare violenza è veramente terribile, perché dietro uno schermo si perdono tutti i freni inibitori e quindi c'è una violenza che è portata veramente all'esasperazione. La persona che è vittima di cyber non ha mai pace, cioè una volta, adesso, quando ho iniziato io a fare questo mestiere, dovevamo distinguere quella che era la violenza fisica, diretta e indiretta. Si parlava poco di cyber perché l'utilizzo della tecnologia non c'era un utilizzo come invece viene fatto oggi. Sicuramente dopo la pandemia l'utilizzo della tecnologia ovviamente è aumentato, ma probabilmente sono aumentate anche certe dipendenze da social. Avvocato, la interrompo perché abbiamo Leone da Tre Basile, che poi continuiamo. Ciao Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora, la mia opinione è che la violenza si combatte a scuola, insegnando rispetto per gli altri, l'educazione civica. E quello che non va insegnato in Italia è proprio questo. Perché in Italia, nella scuola italiana, si insegnano poche ore e troppe materie. E allora cosa si fa? Si taglia su quello che è considerato non importante, cioè l'educazione civica. Questo è il vero problema di questo paese. C'è stato proprio in questa trasmissione un giorno un signore ha detto: mia nipote va a scuola per risparmiare, hanno tagliato l'ora di educazione civica. Ma ti immagini, Mirella, che si deve risparmiare sulla scuola? È l'unico paese del mondo dove si risparmia per la scuola. È incredibile. Qui abbiamo una scuola che si insegnano troppe materie e troppe poche ore di scuola. E allora cosa si fa? Si taglia quello che è considerato non importante, l'educazione civica. E invece la cosa più importante è che ci sia l'educazione civica, perché tu hai un paese di gente educata se insegni l'educazione civica, altrimenti hai un paese di gente maleducata che si ammazza, che si fa del male, che butta tutto per terra e dopo un giorno che piove tutto quello che è per terra va nei tombini e dopo l'acqua non va via e poi si allaga dappertutto. Questo è il problema di questo paese. Leone, scusa se ti faccio una domanda, stai in linea Leone, sei in linea? Sì. Ascolta Leone, visto che parliamo di cambiamento maschile, io vi ringrazio perché questa mattina hanno chiamato gli uomini, che non è una cosa semplice e così comune da sentire, vi ringrazio veramente di cuore. Cosa ne pensi del cambiamento maschile, ecco, di questi sportelli che stanno cercando, ecco, in tutte anche le città di aprire per cercare di aiutare, anche di capire che c'è un problema? Prego. Sì, il problema è che non c'erano dei centri appositi per gli uomini, perché io penso che molti uomini si accorgano che fanno del male, perché poi si pentono quando hanno fatto del male alle donne, però non hanno l'aiuto necessario. Ci dovrebbe essere dei centri dove questi uomini sanno che hanno il problema e vanno a chiedere aiuto. O altrimenti le donne, quando una donna dice che ha il marito che la maltratta, ci siano questi centri che educano gli uomini a non farlo. Questo è il vero problema, è che non si affronta il problema è la maleducazione, cioè siamo stati tirati su male, è lì il problema. Allora bisogna avere dei centri dove questi uomini vengono rieducati. Non bisogna portarli via le donne, no, bisogna rieducare questi uomini, questo bisogna fare. Ciao, Grazie Mirella, Leone, veramente grazie. Sentiamo come commenta la dottoressa Gaiotto. Sono d'accordo con Leone, credo che abbia colto proprio il senso di quelle che sono le attività che facciamo. Cambiamento maschile è proprio uno di questi centri a cui gli uomini possono rivolgersi per cambiare il comportamento. Gli uomini arrivano da noi sia inviati dall'autorità giudiziaria tramite anche il codice rosso. Scusa dottoressa, finalmente. Sì, ecco. Oppure abbiamo firmato da poco il protocollo Zeus con la questura, per cui gli uomini che commettono violenza e ricevono l'ammonimento del questore vengono invitati a rivolgersi a uno dei centri come i nostri. Ma gli uomini arrivano anche spontaneamente, quindi noi abbiamo
una buona percentuale di uomini che decidono di venire al centro e di affrontare questo percorso di cambiamento perché sentono che il proprio comportamento fa del male alla moglie, alla partner, alla compagna. Quindi può avvenire sia in modo spontaneo che in modo forzato. Quindi. Sentiamo anche cosa ne pensa l'avvocato Giancola, poi la salutiamo perché il tempo è volato. Prego, avvocato. Ma sono assolutamente d'accordo e quello che mi insegnano gli psicologi è proprio dal momento in cui una persona chiede aiuto siamo per metà fuori dal problema perché si è reso conto. Vorrei solo, ecco, chiudo il mio intervento ricordando un po' quelle che sono le fasi della violenza, no? Cioè c'è prima proprio la costruzione della tensione, quindi iniziano le urla, iniziano le vessazioni, le minacce, poi la seconda esplode la violenza e quindi la donna lì rimane paralizzata, ha paura. E poi c'è, ed è qui che vorrei soffermarmi, la fase poi della luna di miele, no? Dove l'uomo comunque è in quel momento che percepisce di aver fatto qualcosa che non va, c'è il senso di colpa, non lo farò mai più, e quando invece sappiamo che se non si interviene proprio in quella fase, ad una sberla ne segue un'altra. Vorrei chiudere questo intervento ricordando che grazie al protocollo la richiesta di intervento può essere fatta anche dalle persone esterne, quindi non solo dalla vittima della violenza. Quindi questo è un messaggio che do proprio al cittadino, a noi. Noi abbiamo comunque un dovere, che è un dovere civico, di aiutare le persone che comunque sono in difficoltà, vicini di casa. Importantissimo, e sono d'accordo sugli interventi che hanno fatto stamattina sull'importanza dell'educazione a scuola, ma ricordiamo che l'educazione deve essere complementare assieme alle famiglie, quindi la famiglia, la scuola, deve esserci una collaborazione fondamentale, ma tutti quanti dobbiamo avere comunque la capacità e la forza di chiamare o di chiedere aiuto per chi non è capace di farlo. Alle volte basta una telefonata per poter salvare una vita e non è una frase fatta, Mirella, veramente lo dico, questo è fondamentale. Cioè nel momento in cui l'uomo inizia a dire che per noi è fondamentale questa fase, che è proprio la fase della luna di miele, perché così è descritta, ed è lì che dobbiamo intervenire. Se non lo fa la donna, lo dobbiamo fare noi amici, conoscenti, ma lo dobbiamo fare perché a ogni passo ne segue un altro. Grazie avvocato Angelica Giancola, criminologa. Grazie dottoressa Gaiotto. Io sono assolutamente d'accordo. Al numero intanto, che non ci dimentichiamo del numero. Vi lascio il numero della cooperativa, che è 0423 61 5252. Lo ripetiamo. 0423 61 5252. Prego. E sì, il tema della violenza è un tema che è culturale. Noi siamo convinti che l'uomo può cambiare, che è un comportamento che si può cambiare, per quello che il servizio si chiama cambiamento maschile. E come si diceva prima è importante l'intervento fin da piccoli, dai bambini piccoli. Una delle attività che stiamo portando avanti col progetto che ci ha permesso di aprire gli sportelli è anche quello di realizzare delle attività formative per i bambini nelle scuole. E quindi che faremo su tutto il territorio della provincia. Investire nella scuola. Esatto. Perché questo è importante. La violenza è prima di tutto un fenomeno culturale su cui possiamo lavorare, su cui possiamo intervenire. Grazie anche alla dottoressa Elena Gaiotto, vicepresidente cooperativo Una Casa per l'Uomo di Montebelluna. Grazie non solo a Montebelluna, a questi sportelli anche a Conegliano e a Treviso. Abbiamo sentito il numero. Grazie dottoressa Gaiotto. Pubblicità. E prima di presentare i graditi ospiti leggiamo la Costituzione. Eravamo arrivati all'articolo 19 che dice: tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di diritti contrari al buon costume.
Articolo 20. Il carattere ecclesiastico, il fine di religione o di culto di un'associazione o di istituzioni non possono, aspetta che giro pagina, essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediatamente e non mai oltre 24 ore fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire con norme di carattere generale che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. No, questa è molto bella. Sono vietate le pubblicazioni a stampa di spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Questo dice la Costituzione, visto che oggi è anche la giornata mondiale delle telecomunicazioni, oltre che la giornata internazionale contro l'omofobia. E adesso vi presento i graditi ospiti. Abbiamo in presenza Mario Grassi, presidente ASD Cenedese, società ciclistica, assieme a Aldo Negro, autore del libro Si può fare. Mentre abbiamo in collegamento Moreno Bonancin e Irene Bonaccin, proprietari e istruttori scuola guida di Roncade, Treviso 1. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora io partirei proprio da Mario Grassi, perché ci deve raccontare una cosa importante, perché era stato qua, aveva dichiarato le sue perplessità anche nel correre in bicicletta ultimamente, perché lo trova molto pericoloso. Avevamo un'altra associazione che si occupava di questo e si sono messi in rete. Prego Presidente, cosa ci racconta? Buongiorno a tutti intanto. Siamo ancora qua, voglio dire, ma forse è anche l'unico sistema che, insistendo su alcune posizioni, su alcune problematiche, magari si riesce a fare rete, si riesce anche a venire a capo di questa cosa. La cosa che mi sta a cuore più di tutto, e non so se manderanno anche il filmato. Poi lo mandiamo. Ecco, è una questione che ritengo molto importante per la sicurezza di tutti. Non parlo solo dei ciclisti, dei corridori, o anche dei comuni cittadini, dei bambini soprattutto. E la questione che ho sollevato più volte è quella del ponte della Priula. Cioè i montanti che sorreggono il guardrail della careggiata della strada della Pontebana sono a spigolo vivo, che poi vedremo meglio nel filmato, e sulla pista che non è neanche considerata pista ciclabile, non so neanche come sia classificata, ma è una passerella che per uscire dalla statale noi percorriamo, e secondo me è molto pericolosa. In caso di caduta o di qualsiasi piccolo inconveniente ci si può infilzare con queste cose qui. E questo l'avevamo detto in trasmissione. Ecco. Cosa è successo? È successo che purtroppo la prima volta che sono venuto in trasmissione, grazie all'ospitalità della signora Mirella e di Rete Veneta, è apparso un cartello cicli a mano. E questo io lo ritengo una cosa assurda, voglio dire, mi fai una passerella che mi togli dalla statale e devo fare 300-400 metri, non so quanto sia lungo il ponte della Priula, a mano. Cioè è assurdo, noi non lo faremo mai, voglio dire. Andremo sulla statale col rischio e il pericolo, perché è una strada trafficatissima da sempre, con 1000 pericoli, perché i camion
occupano molto spazio. A noi ci resta un piccolo corridoio che basta una piccola sbandata per finire sotto. Cioè, vorrei capire da quale presupposto è nata questa limitazione, voglio dire. Però siete anche andati in comune, in municipio, avete parlato con qualcuno? Io ho contattato il comune di Susegana con il responsabile dei lavori pubblici e mi ha confortato molto questo contatto, perché anche lui ha sollevato all'ANAS, proprietaria dell'opera e della manutenzione, la perplessità su quei montanti là. Allora andiamo a vedere il video Cenedese, che così riusciamo a capire di cosa parliamo anche con i nostri ospiti. Andiamo a vedere il video che ci ha portato Cenedese, ASD Cenedese. Buongiorno a tutti. Ciao Leandro. Sono a Ponte della Priula. Siccome ho sollevato in trasmissione la pericolosità rappresentata dai montanti che sorreggono il guardrail della statale, ho inteso anche farvi un filmato per perché vi rendiate conto della pericolosità del posto. Innanzitutto, appena è stato sollevato il problema in televisione su Rete Veneta dalla signora Mirella con Sveglia Veneti, è apparso sto cartello qua che indica bici a mano, cicli a mano. E cioè è assurdo che abbiamo fatto una ciclabile, una pista ciclabile, e noi dobbiamo andare con la bicicletta a mano, fare i 300-400 metri. Come vedete non è che sia 2 passi, è lunga e non capisco questa motivazione. Però quello che noi vogliamo far notare più che altro è la pericolosità dei montanti che sorreggono il guardrail della statale. Come vedete, questo è uno spigolo vivo. In caso di caduta, che uno si infilza nella testa, questo montante qua, vedete, molto ma molto pericoloso. Qui sono girati uno in senso a favore e uno in senso contrario, che sorreggono il guardrail, però sono centinaia e questo per noi rappresenta un pericolo. Tanto è vero che noi non usufruiamo della passerella, della ciclabile, perché lo riteniamo molto pericoloso per questo motivo. A mio avviso, per risolvere il problema basterebbe fare un piegato. Io adesso lo faccio vedere con la mano, un piegato della lunghezza del ponte, che non credo sia un costo che non si possa affrontare, e andare a coprire di fatto questo spigolo con un profilo che poi da montante a montante, e già diciamo sarebbe una soluzione che almeno mette in sicurezza una parte di questa struttura, che è anche un peccato non usufruirla. Di certo che non la facciamo a piedi, noi siamo tanti, cicloturisti, cicloamatori eccetera, tutti i giorni, la domenica e quando è possibile, che transitiamo da questo ponte. Voi capite che a farci il ponte a piedi poi è un'assurdità, e poi con questa pericolosità è meglio evitare. Allora, se le istituzioni o chi si deve occupare di queste cose, Veneto Strade, non so chi, raccoglie questo messaggio, veda di provvedere. Adesso io mi farò anche promotore di un'azione, andrò ad parlare con il sindaco di Susegana per vedere se di competenza, se lui può darmi una mano a risolvere questa situazione. Ecco. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se questo non è sufficiente, ritorno sul posto e facciamo un altro video, un'altra situazione, per rendere tutti informati di questa cosa. Allora, grazie intanto, perché ci tenevo molto a capire, ecco, l'importanza di metterci la faccia, di dire, lo dice anche la Costituzione, si può manifestare, si può dire sempre nell'ecito, nelle maniere corrette, ma si può fare, lo dobbiamo fare tutti noi, se no non veniamo fuori. Allora, sentiamo cosa ne pensa Irene Bonaccini di questo video e di quello che ha detto il nostro Mario Grassi. Sì, buongiorno. Sicuramente sono pericolosissimi.
E poi il segnale cicli a mano è stato messo apposta per conto mio, perché se succede qualcosa per chi è in bicicletta sono problemi del comune? Dell'ANAS. Però non è che si risolve il problema in questa maniera, cioè si passa il cerino più che altro. Io la vedo così, voglio passare il cerino e così vedremo cosa succederà. No, però avevamo una curiosità, a che velocità vanno circa lì? Beh, noi andiamo a velocità molto moderata quando percorriamo le piste ciclabili perché non è consentito l'allenamento. Ma non so, non andiamo di sicuro a 10 all'ora, ma a 20-25 all'ora. Sì. Però... Diciamo l'unica soluzione potrebbe essere di rallentare la velocità se non ci fosse il cartello cicli a mano. Beh, mi scusi, però io vorrei anche capire com'è classificata quella passerella lì, perché potrebbe anche non essere pista ciclabile e di conseguenza scattano tutta una serie di... Certo. E allora speriamo che qualcuno... È quello che vogliamo capire anche noi. Io ho provato a contattare il sindaco ma non risponde, ecco vedremo se prossimamente risponderà, faremo anche un servizio perché la salute e l'incolumità pubblica, perciò è molto importante. Cosa ne pensa Irene Bonaccin? È fondamentale, siamo noi i primi ad insegnare agli allievi come comportarsi in caso di sorpassi delle biciclette. Ecco, com'è secondo lei dal suo osservatorio così importante, voi che proprio insegnate, ecco, questo modo di mettersi alla guida? Perché mi sembra che ultimamente stanno esagerando, cioè ognuno esce e si fa le proprie regole, per non parlare veramente di come arrivano alle rotonde, qua è una roba allucinante. Ecco, a me capita in macchina di assistere a delle che dovrei avere veramente una telecamera per filmare tutti i sorpassi che ci fanno durante la guida. Ma secondo lei è cattiva educazione perché culturalmente proprio dobbiamo crescere, cominciamo nelle scuole ma non basta, in attesa che questi ragazzini crescono, gli adulti come si comportano? Io non vedo assolutamente nelle macchine sui sedili posteriori le cinture di sicurezza, se voi le vedete siete bravi, io non riesco a vederle. Irene, cosa dice? Però secondo me siamo tutti troppo di fretta, ok? E quando siamo di fretta, ad esempio, a me è successo ancora un mese fa, prima di un cinema, del Cine City, qui a Silea, una mamma mi ha sorpassato con 2 bambini dietro, su linea continua in centro abitato Silea, forse, anzi molto probabilmente, perché aveva la fretta di andare al cinema. Incredibile, proprio veramente incredibile. Che poi sono esempi che questi bambini vedono, perché guardate che i bambini sono svegli, non dormono mica, sono molto svegli i bambini. Cosa ne dice Moreno Bonaccin? Una volta era proprio così, si era più attenti, c'erano anche meno macchine per carità e meno motociclette, però mi sembra che non ci fosse questa superficialità che grazie alla nuova tecnologia, perché fra poco non guideremo neanche più la macchina, ci siederemo e vai e si andrà da soli. Io sono idea che arriveremo a questo. Prego. C'era sicuramente meno traffico una volta, però c'era più la testa sul collo, più responsabilità. Abbiamo Giuseppe da Villorba. Ciao Giuseppe, ben arrivato, un pezzo che non ti sento, ciao. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Ti sto ascoltando, è proprio qua. Vai Giuseppe. Sì, vi sto ascoltando e proprio stamattina è un argomento che mi sta un po' diciamo, un po' come si dice a cuore. Siccome non sono nato ieri l'altro, ho la mia età, dunque è da giovanissimo sempre corso per le strade, con tutti i mezzi. Adesso però vedo, non capisco queste biciclette, io sono contrario che facciano le piste ciclabili, ma guarda un po', mi diranno che sono matto, sì, sono contrario, perché i ciclisti sono indisciplinati al 100 per 1000. Il codice della strada stabilisce che la bicicletta deve avere i freni su ogni ruota indipendenti ed efficaci, un campanello, una luce bianca e gialla anteriore, una luce rossa posteriore, un catadiotro rosso posteriore, 4 catadiotri gialli sui pedali, 2 catadiotri gialli sui raggi di ciascuna ruota. Dopo mezz'ora, dopo il tramonto, le biciclette sprovviste di fanali
non possono essere utilizzate ma solamente con note a mano, cioè, col buio si vestono, sono vestiti di nero come l'inferno. Vai là appunto al ponte della Piula, Ponte Bana, eccetera. Il passaggio del ponte della Piula, che lo conosco a menadito, è vero, adesso ho visto sì, i puntarioli degli angolari, d'accordo, sono pericolosissimi, però c'è ancora quei ciclisti che corrono con la bicicletta sulla statale, ma è stretta, un camion là, ma anche le macchine stesse, cosa fa quello con la bicicletta che attraversa il ponte? Deve andare su perché per fortuna che lo hanno rifatto il ponte e hanno fatto quel piccolo svingolo per le biciclette. Poi andiamo verso Nervesa lì, c'è la pista ciclabile che è fuori proprio dalla strada, corre sul fianco, sinistro, destro, niente. Questi gruppi di ciclisti che sono in gruppo, ma scusa un attimo, perché hanno la bicicletta? Io mi chiedo, se il codice della strada dice tutto quello che ho elencato prima, ma sono autorizzati loro a viaggiare con le biciclette che manca tutto? Hanno la bicicletta da corsa, si dice sì, da corsa, ma manca tutto, però manca fanali, campanello, eccetera, eccetera. E allora? Sono biciclette speciali, cosa sono? Hanno come si dice, un codice della strada per conto loro. Non dico niente, non dico altro, ma le biciclette le vedo qui. Negli anni 60, quando noi si usciva dalle fabbriche, che abitavo a Fiera, ricordatevi che alle ore 5, alle 18, la polizia stradale era sistematicamente sulla strada e ci fermava, specialmente le ragazze poverine erano le più soggette alla multa, perché le fermavano, attaccavano la dinamo, alzavano la ruota e a mano il poliziotto faceva girare la ruota. Se la lampadina non si accendeva e facevano la contravvenzione. Insomma, grazie Giuseppe. Grande Giuseppe. Anche gli automobilisti, sulle rotonde è da mettersi le mani sui capelli. È una storia, siamo tutti che vogliamo fare quello che vogliamo, è ora che dobbiamo essere tangati tutti. Grazie a voi. Grazie Giuseppe, ci hai fatto anche sorridere ritornando ai tempi antichi, si può dire ormai, perché ormai c'è tempi antichi. Sentiamo anche cosa dice Aldo Negro, autore del libro Si può fare, cioè mettendoci le regole e rispettandole soprattutto. Sì. Prego Aldo. A me succede, cioè io sono fuori quasi tutti i giorni in bicicletta e spesso faccio dei percorsi in alternativa, cioè dove li ritengo più tranquilli per me e anche per gli automobilisti. Normalmente non sento tanti che mi suonano. Comunque ho osservato, arrivando in alcuni paesi, spesso che c'è il limite di 50 all'ora. Allora, siccome a volte mi permetto anche di osservare, e ho notato che spesso l'ora dell'arrivo della consegna dei bambini a scuola, tante mamme che hanno i figli nella macchina vanno a 70-80 all'ora. Allora mi sono fatto una domanda, ma questi bambini che esempio hanno? Quando avranno 18-20 anni e che hanno imparato dalla madre a non rispettare il minimo i limiti di velocità e poi piangiamo perché i platani si spostano? Oppure la bicicletta, d'accordo con il signore che ha parlato prima, ma il fatto che io abbia il fanalino o non il fanalino di giorno non è che mi porti a avere maggior sicurezza, perché il ponte è una cosa e la sicurezza che corriamo noi è un'altra. E nel rispetto sempre del codice della strada, l'articolo 49, se non sbaglio, dice di mantenere le distanze di sicurezza da qualsiasi mezzo. Spero di essere stato chiaro. Sentiamo cosa dice Irene Bonaccini, le regole, voi che veramente fate rispettare le regole. Irene. Diciamo che è consigliato da una bicicletta, ciclomotore, comunque veicolo su due ruote, mantenere una distanza di almeno 2 metri durante il sorpasso, perché l'altezza del veicolo più conducente varia da 1,5 metri a 1,80 metri. Nel caso cada, evitiamo di investirlo. Almeno un paio di metri durante il sorpasso lateralmente.
È il minimo proprio. Sì, ma anche questa distanza di sicurezza, Moreno Bonaccini, non si rispetta, non c'è niente da fare. Basta vedere come si arriva ai semafori, sono tutti, ma no vicini, di più. Cioè il rispetto delle regole, che indipendentemente dalla situazione nella quale ci troviamo, c'è una segnaletica che non viene rispettata. Questo è il dramma. Non viene rispettata la segnaletica, è inutile parlare, come diceva il già procuratore Foiadelli, di strade sicure. Ma come? Le strade sono sicure, sei tu che non devi correre a certe velocità, ma cosa c'entra la strada, la curva? Se vai piano non succede niente, non è colpa della strada, è colpa tua che non hai rispettato le regole. Cosa dici, Irene? Giusto, Mirella. Allora ti dirò di più, Mirella, sono stata invitata a fare una lezione all'Università della Terza Età a Treviso. Sì. E praticamente c'erano stati un centinaio di persone over 65 e oltre a una lezione me ne hanno fatta fare un'altra perché erano super interessati alle nuove norme del codice della strada, perché loro dicono noi guidiamo ancora, quindi 65, 70 anni, 75, però il codice della strada cambia e nessuno ci spiega come cambia. Tant'è che ho dovuto spiegare come si fanno ora le rotonde, perché loro avevano ancora il metodo vecchio. Allora spieghiamo, Irene, come si arriva alla rotonda, per piacere. Allora, peccato che non abbiamo un filmato, ma Mirella la prossima volta ti prometto che te lo porto. Guarda che già la seconda volta che manca il filmato, Irene. Vai, Irene. Non sono tecnologica. Allora, anche gli allievi della terza età mi hanno detto parole perché non sono tecnologica, Mirella. Allora, se si arriva alla rotonda intanto si rallenta. Se le rotonde sono 2 corsie, 2, se dobbiamo andare a destra e dritti, teniamo sempre la corsia più esterna. Se dobbiamo andare a sinistra e fare tutto il giro, la corsia più interna. Se ci capita, come ho detto all'Università di Terza Età o anche ai miei allievi, di sbagliare corsia, mai buttarsi senza guardare, l'importante è guardare gli specchietti con calma, mettere la freccia e piano piano spostarsi, che non succede niente. E con la freccia? Con la freccia. Perché adesso la freccia ce l'hanno solo gli indiani, qualcuno che è rimasto, perché Brava. le frecce si sparie. Livio da Padova, vai Livio. Ella, ciao, e un saluto a tutti i tuoi ospiti. Dunque io da circa un anno che purtroppo non uso la bicicletta e la mountain bike, spero adesso se cambierà il tempo di poter fare qualche giretto qui nei colli più vicino. Ma queste piste ciclabili, il fatto è che sono state costruite in maniera non razionale. Le strade sono strette, in tanti posti non dovrebbero neanche esserci le piste ciclabili, perché sono proprio un pericolo ulteriore per i ciclisti, specialmente per quelli che hanno una certa età, che non hanno più i riflessi pronti, diciamo, no? È da mettersi nelle mani di Dio, perché se devono attraversare delle statali, delle provinciali, in cui sappiamo la velocità che hanno le automobili, sono anche loro stessi incerti, anche perché certi automobilisti corrono troppo, anche se vedono che c'è un passaggio pedonale, un passaggio ciclabile, corrono troppo, mettono in apprensione questa gente diversamente giovane, come la chiami tu. Perciò è un pericolo, è da affidarsi a Dio, anche perché queste piste ciclabili in certi posti non dovrebbero neanche esserci, perché la strada è stretta, perché ci sono zone residenziali in cui c'è traffico, ci sono bambini, eccetera. Perciò è da pregare Dio la massima attenzione, perché è proprio una fortuna se uno riesce a circolare indenne. Ecco, io la penso così. Vi saluto. Grazie Livio. Lo sentiamo ancora Aldo Negro, autore del libro che ha anche portato Si può fare, che poi lo faremo vedere. Prego Aldo, come commentiamo la telefonata di Livio? Non saprei cosa dire sinceramente, perché io cerco di guardare la realtà più che a una maniera di pensare.
nel senso che mi rendo conto che le cose sono cambiate e c'è una maniera di guidare completamente diversa da qualche anno fa, tant'è vero che a volte mi chiedo perché, come diceva prima la signora, sorpassano e poi te li ritrovi tu andando via e rispettando nel limite i limiti, te li ritrovi a semaforo che sono un'auto, due più avanti, però prima hanno fatto un sorpasso magari a 80-90 all'ora in zone che probabilmente era meglio andare a 60. Sono comportamenti che a volte, vabbè, la fretta è fretta, tutti hanno fretta, allora andiamo tutti a 200 all'ora, no? Se abbiamo fretta, cioè mi dà come l'impressione che stiamo più cercando delle scuse per giustificare certi comportamenti che non guardare la realtà e cercare di comportarsi di conseguenza, insomma. Cioè, se Aldo, la velocità perché questo libro? Allora parliamo anche del libro perché il tempo corre, se no Sì, non ce il la libro facciamo, è- che è importante. Da cosa nasce questa idea di fare questo libro? Il libro nasce perché ho corso negli ultimi 15 anni, quando sono andato in pensione, ho fatto Facciamo vedere anche. parecchie cose in bicicletta. Ecco qua, prego, E, eccolo qua. E nell'andare in bicicletta ho cercato di osservare, ho corso anche di notte parecchie volte, con le luci davanti e dietro, cioè cercando di porre la mia persona in sicurezza. Mi è andata pure bene e quindi ho deciso di scrivere e trasmettere questo perché può servire a qualcun altro per fare certe cose che magari sogna come le ho sognate io. Ma il fondo del tutto del libro è perché volevo lasciare un qualcosa ai miei nipoti, sinceramente, di quello che ha fatto il nonno. A me ultimamente piace moltissimo le ciclabili, tipo potrei dire Valli di Comacchio o la Primolano o Caldonazzo, cioè sono delle ciclabili in sicurezza, non sono proprio ciclabili, c'è qualche macchina, però cioè, ci sono delle strade in cui si può andare, certo devo fare 80-100 km in macchina, d'accordo, e questo mi dispiace perché c'è anche la Treviso-Ostiglia, per esempio, che noi l'abbiamo, io e mia moglie che ha più o meno la mia età, un mese fa l'abbiamo fatta fino a dove c'è il ponte sul Brenta e ci siamo divertiti un Quanti mondo. chilometri? Sono 120. Avete capito? A 74 anni noi andiamo con la nostra calma, dove ci sono i bike grill che ci fermiamo a prenderci il nostro caffettino, cioè passiamo una giornata tranquilli, godendoci la natura. L'altro giorno abbiamo visto gente che raccoglieva gli asparagi a Badoere, per esempio. Mia moglie mi fa: ma hai visto quanti pioppetti ci sono? Normalmente i pioppetti li vedo quando vado a Trieste, ma non nelle zone nostre. Di solito vedo allevamenti, capannoni e vigneti e siamo rimasti perché abbiamo visto i pioppetti. Cioè sono cose che a volte, uscendo dal proprio, non so come definirlo, scopri delle cose e impari anche delle cose che poi ti servono a star meglio con te stesso. Forse non conosciamo abbastanza il nostro territorio, perché è un territorio bellissimo, io l'ho descritto parecchio nelle ciclabili, anche sulla zona di Cortina. La TAI Cortina è un'altra ciclabile, è favolosa, perché è proprio ciclabile, ciclopedonale, scusate. Ciclopedonale. Allora, Irene Bonaccin, poi sentiamo anche Moreno Bonaccin, 120 km però in sicurezza, rispettando le regole. Ecco, questi sono gli esempi che dobbiamo sentire, o sbaglio, Irene? No, solo questi dobbiamo sentire come esempi positivi. E complimenti anche che ha dedicato il libro ai suoi nipoti, perché... Allora, partiamo ancora di rotonde, Irene, che è molto importante. Ecco, a chi ha la precedenza quando arrivi alla rotonda? Perché tutti quanti dicono: no, ce l'ho io, sono a destra, ho la precedenza. Io spieghiamo, facciamo un po' di scuola guida stamattina, dai. Chissà che qualcuno, anche se uno solo, capisce già tanto. Andiamo, Irene. Allora, chi ha la precedenza quando si arriva alla rotonda? Dobbiamo darla a chi arriva, a chi è già dentro la rotonda. Quindi noi rallentiamo, ci troviamo, quando entriamo, il nostro dare la precedenza, il che significa che non ce l'abbiamo noi in quel momento. Anche se sei a destra? Certo. Quindi chi è dentro la rotonda in quel momento ha la precedenza. Noi comunque non dobbiamo mai dar per scontato, nel momento in cui siamo noi all'interno della rotonda, che chi si immette, chi si sta per immettere, ci dia la precedenza. Dobbiamo avere 1000 occhi. Sempre 1000 occhi, perché se noi siamo all'interno della rotonda e quindi abbiamo la precedenza, non dobbiamo dar per scontato che chi si sta per immettere ce la dia, perché può essere un folle o
semplicemente una persona che non conosce il codice della strada che ci taglia la strada in quel momento. Sì, però non si può neanche arrivare perché tu pensi di farcela a 100 all'ora e prenderti la precedenza, Irene, perché mi viene da tagliare la strada veramente, cioè arrivano in maniera incredibile nelle rotonde. Abbiamo Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, mi senti? Sì, bene. Ecco, quelli che vanno a 40-50 all'ora quando c'è i 70, magari sono un po' anziani, non so, ma ti fanno fare la coda dove non puoi sorpassare. E poi, ai signori lì che sono da Roncade, perché sono anch'io da Roncade, che hanno la scuola guida, perché non insegnate che quando c'è un trattore da Casale, mi ha portato a Roncade, Mirella, da Casale con la coda fino a Roncade? Se uno ha un appuntamento da qualche dentista, da qualcosa, deve andare via mezz'ora prima, perché da Dosson, hai capito, arrivo a Casale, da Casale arrivo a Roncade in coda da questo. Ho fatto ancora questa domanda a un tuo ospite e mi ha detto che è sempre la questione di educazione, perché in Alto Adige i trattori si fermano un po' alla strada, ai lati della strada e lasciano passare un po' di macchine, ma qui da noi non c'è, ma non siete capaci di fare anche quella cosa lì, di insegnare a scuola guida che quando c'è un trattore deve mettersi un po' in parte, non fare la coda di 5 chilometri, ragazzi? Da Casale a Roncade, Mirella, vi saluto, grazie. Allora, visto che la telefonata è mirata per la nostra Irene Bonazzini, sentiamo come risponde la nostra Giusy. Ma il trattore si deve fermare, deve lasciarci passare, è soggettivo, prego. Tutti i veicoli lenti hanno l'obbligo di fermarsi e far defluire il traffico. Chiarissimo, no. Moreno, bravo. Hanno l'obbligo di far passare il traffico, non di proseguire. Sì. La prossima volta, Giusy, te sorpassi dove puoi sorpassare, te tagli a strada, te metti a macchina in mezzo, corriva, te che dici, lei è un... Brava. Allora, sentiamo... Volevo ringraziare la signora Giusy perché mi ha portato a conoscenza delle famose due frecce sulle ciclabili. Allora, io arrivo alla rotonda, sono nella mia corsia, c'è la freccia, una che va dritta e una va a destra e l'altra è dritta. Io normalmente prendo quella di dritta pensando di andare dritto. Lei poco fa invece mi ha detto che quella di sinistra che va dritta devo girare attorno alla rotatoria e andare dove devo andare, mentre quella di destra che ha il segno dritto e il segno a destra è quella che io devo fare. Penso di aver capito qualcosa, giustamente. No, Giusy, Irene, Aldo. Irene, scusi. Vai, Irene. Aldo, esattamente così. Io se la lei ringrazio. deve andare dritto e a destra, cioè anzi a destra e dritto, sempre la corsia più esterna, tranne in caso di traffico intenso, dove ovviamente possiamo prendere anche la corsia più interna. Però per andare dritti a destra, sempre quella esterna, anche se ci sono 50 corsie. La ringrazio perché ho acquisito qualcosa che non sapevo e sbagliavo anch'io purtroppo. Allora andiamo a vedere anche questo video che è molto importante, ciclista altopiano, andiamo a vedere. Ho rischiato di ammazzarmi anche oggi. Duro sfogo del ciclista professionista altopianese Andrea Pasqualon, che durante un allenamento in montagna se l'è vista davvero brutta e ha voluto raccontare la disavventura sui social. Ero a 70 all'ora in leggera discesa e questo tipo mi passa, mi chiude contro il guardrail in una curva dalla strada che va da Gaglio verso la Campanella, quindi verso Foggia, e vado a prendere il tipo, lo fermo e gli dico: ti rendi conto di cosa hai fatto? E lui mi dice: voi ciclisti siete una manica di imbecilli, dovete stare in parte. Questa cosa mi dispiace molto. Mi sono fermato perché voglio far riflettere che, ragazzi, non potete prenderla in questo modo, non potete prenderla con i ciclisti. Se siete arrabbiati, se avete problemi a casa, non potete ammazzare la gente. Sono rimasto in piedi perché sono un ciclista professionista, so andare in bicicletta, però questa cosa qua non va bene.
Sulla questione interviene anche il sindaco di Gallio. Io porto anche le mie scuse qualora l'automobilista fosse un gallese o comunque una persona di riferimento e di conoscenza. Lo vedrò nei prossimi giorni proprio a Gallio per scambiare 2 parole con lui su questo fatto, per cercare di risalire anche all'autore di questo gesto da condannare. Gallio e l'altopiano restano una meta ambita e molto frequentata dai ciclisti, che noi appunto accogliamo sempre a braccia aperte. Allora Mario Grassi, ecco, come si dice, questo ciclista ha detto ho paura, perché in effetti trovi questi personaggi che poi pensano anche di aver ragione, quando ti fai capire che forse qualcosa di sbagliato e di grave ha fatto, dice no, sei tu che è Daria con sto cerino che viene passato. Mi è successo un fatto quasi analogo di un automobilista che un giorno mi ha chiuso a Visnadello e fatalità, ha trovato il semaforo rosso e sono andato a chiedere spiegazioni. Dico, ma scusa, a momenti mi ammazzi, e fa stai zitto, se no scendo e ti picchio perché voi rompete eccetera eccetera. Noi rompiamo, noi siamo dei cittadini liberi come sono gli automobilisti, perché poi siamo automobilisti anche noi poi alla fine, no? Che abbiamo il nostro tempo libero, abbiamo lavorato per tantissimi anni, piegato la schiena in fabbrica, adesso ci godiamo la pensione, permetteteci di fare dello sport. Il problema è che dobbiamo tutti essere un po' più tranquilli, rispettare le regole. Io non difendo nessuno, voglio dire, perché andare a toccare poi è un vespaio. Anche i ciclisti non si comportano bene, alcuni, tanti, non lo so. Di conseguenza anche gli automobilisti. Cosa possiamo dire l'altro giorno sulla Treviso-Ostiglia, una macchina sulla ciclabile che poi è arrivata alla barriera di San Giuseppe, ha trovato i paletti che fanno defluire chi pratica, e ha dovuto fare retromarcia, e c'erano delle persone in bicicletta che gli hanno detto ma tu non puoi correre qua, e gli ha fatto il dito medio e se n'è andato. Cioè, ma fare una foto col cellulare mai? Cioè fare una foto... Sì. No, perché a questo punto bisogna anche iniziare veramente a denunciare, perché sono fatti gravissimi questi. Sì, sono fatti gravissimi, perché là le macchine non possono circolare. Hanno fatto questa opera bellissima che io l'ho fatta fino a Grisignano de Zocco, eccetera. Non è poi che siamo troppo buoni, Aldo? Sì. Aldo? Non riusciamo ad applicare le leggi per quello che sono, e di conseguenza siamo tutti bravi. Non va combatta e a me tempo fa quello che è successo a Pascolone è successo anche a De Marchi, ha mandato un video, stessa cosa, un automobilista fa un sorpassa a linea continua, l'ha descritto bene in un filmato e per poco lo investe. Cioè, sono atteggiamenti che non sono... Se poi pensiamo che giustamente hanno sollevato le questioni che magari a una certa età non abbiamo più i riflessi eccetera, però hanno ammazzato Rebellini, hanno ammazzato... Cioè, professionisti che sanno andare in bicicletta. Anche il discorso che ti ha fatto quel signore là a Visnadello, secondo me non, quello che vabbè, un altro caso non voglio andare. Cioè, umanamente parlando e intelligentemente o coscientemente, ma è mai possibile che una persona si esprima in questa maniera qua? Cioè, è qua che non riesco a capire, è come quello che fanno quel famoso segno. Ma cosa dice quel segno là? Quanto ignorante sei? O quanto furbo sei? Per me sei solo la prima parte, perché non è... Sentiamo cosa ne dice anche Irene Bonaccini e anche Moreno Bonaccini, che hanno fatto della loro vita ormai una scuola di guida, di educazione, di correttezza, ecco, per insegnare il rispetto, che è molto importante. Prego, sentiamo Moreno, il rispetto, ecco, il rispetto del prossimo, indipendente di vedere la macchina, il rispetto del prossimo. Quando esci di casa devi rispettare il prossimo, te stesso e il prossimo, prego. Non c'è più rispetto per niente ormai. Comunque, un punto a favore dei ciclisti. Cosa c'è di più pericoloso delle biciclette? I monopattini. Sì. Vero? È vero. Senza fanali, senza niente, vanno vestiti di nero in mezzo alla strada. Ma non è che forse proprio a livello legislativo, ecco, fanno lo sbaglio e poi cercano di rimediare, ma
come fai a mettere un monopattino non in sicurezza? Poi arriva il caschetto, poi forse arriva, ma poi intanto abbiamo visto cosa stava succedendo, monopattini dappertutto, lasciati proprio anche mancanza di rispetto, perché veramente delle volte delle situazioni che ti vieni a prendere questi monopattini e buttarli non so dove, è una cosa incredibile. Ecco Irene, anche qua sì, ho capito che usi il monopattino, ma almeno parcheggialo nella maniera decente. Cosa ti costa invece di metterlo per traverso, metterlo dritto da una parte? Cioè, è tutto sbagliato, tanto chi se ne frega, ma chi se ne frega del prossimo? Prego Irene. No, Mirella, sai anche cosa noto, perché essendo io in giro tutto il giorno in guida e sempre in strada, ad esempio, allora, i telefoni cellulari, ok, non si possono usare, però ci hanno consentito di usare il Bluetooth, ok? Io mi trovo un sacco di volte, tipo ad avere una macchina dietro di noi siamo in scuola guida, la macchina dietro di noi, con questa persona che parla tutta arrabbiata, tutta agitata, ed è ovvio che dopo questo potrebbe commettere qualche errore, perché non si può montare in macchina con uno stato psicologico alterato, capisci come? Bravissima. Quindi anche se tipo ci troviamo il signor Aldo che sta correndo con la sua bici, corretto, questo tutto magari arrabbiato, gesticola in macchina, sbanda perché magari è effettivamente arrabbiato per i fatti suoi e mi prende il signor Aldo. Sono d'accordo, Irene, sono perfettamente d'accordo, ma è come le cuffiette in bicicletta. È la stessa cosa. Cioè questa che hai cuffiette neanche te vede. Io sono stata investita da un'altra bicicletta, cioè questa mi è venuta addosso tranquillamente, non mi ha visto, cioè io ero trasparente. Cioè una roba sulla pista ciclabile. Io da una parte, lei dall'altra, e avevo pensato che questa mi viene addosso, io via per la strada, una botta, bicicletta tutta intorcoeada. C'è una roba incredibile, perché correva anche a fuoco con i cuffiette. Ascolta musica. Abbiamo Gianfranco da Cesalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Buongiorno. Ecco, Buongiorno. mi rivolgo precisamente un po' all'ufficio di scuola guida. Ecco, io dico una cosa, negli ultimi anni sono spariti le divise dalle strade. Adesso c'è tanta tecnologia, tante telecamere, tante su, tante giù, però sparite le divise dalle strade. Una volta quando ero in servizio passava una divisa e la divisa è un deterrente. La divisa praticamente se in continuo... E poi una divisa è una partita di tiro, perché qui voi in mezz'ora avete detto tante quelle infrazioni che fa paura. E le divise sono praticamente anche in comune. Io ho visto, dicono sempre mancanza del personale. Sì, ma non è vero che è proprio mancanza del personale, perché investire anche nella polizia locale è una partita di tiro, perché le sanzioni amministrative prima di tutto vanno per pagare gli operatori, ecco, e si darebbe più sicurezza. Poi io è una vita che mi batto per la pattuglia civetta. E basta mettere una pattuglia civetta, legalizzare una pattuglia civetta, si fa un'associazione di comuni, che più comuni siano controllati. Ecco, no, magari giustamente la Mirella ogni tanto tira fuori, magari perché lei è nel settore del sociale, dico alle venerdì alle 2 fino al mattino se ne parla più niente, e trovo una cosa giusta. Cioè i servizi del resto sono garantiti. Se io sono un comune piccolo, alle 2 magari non ho più titolo e fino al lunedì prossimo non ce l'ho, e magari il comune grosso ce l'ha al 7-8, allora uniamoci, facciamo forza e mettiamo più divise sulle strade, e più divise sulle strade sarebbe sicurezza. È semplice. Mirella, invece siamo andati indietro, cioè lei faccia un giro, vedrà come le faccio io, e lei corre di più di me, pure in giro. Quante divise si vede sulla strada? Io vedo solo carabinieri, basta, le altre forze dell'ordine, specialmente i vigili spariti tutti, ma non che siano spariti, sono dentro magari a fare queste sanzioni amministrative e sì che tocca tutti questi lampi, e allora tutte queste sanzioni amministrative, tutto il lavoro amministrativo non deve essere fatto da uno della divisa, deve essere fatto da un amministrativo, si porta dentro uno, ha capito? Poi ce l'hanno tanto su con reddito di cittadinanza, a me reddito di cittadinanza ce l'hanno i giovani, 90% ce l'hanno i giovani hanno cultura e si mettono a lavorare. Mirella, non mi stanco di dire, il reddito di cittadinanza era anche 40-50 anni fa, quando io sono entrato in comune, si chiamava TOS. Alla mattina c'era uno, dovevano presentarsi, lavoravano, pulivano i posti, andavano al cimitero, e poi
c'era qualche impresario, mi ricordo i primi impresari che venivano e il capo che era uno che li governava, oh, guarda, è un bravo pezzo, Gesù, guarda, e questa è stata un'economia grande. Avevamo tutto, siamo stati grandi qui libretti, avevamo tutti i negozi sotto casa, non avevamo soldi, ci andava tutti con il libretto. Adesso chiuso tutti i negozi, i grandi supermercati, e lei ha aperto il banco familiare. Ha capito questo? Perché non stiamo neanche copiando le cose che una volta, cioè praticamente i nostri nonni, i nostri bisnonni, e praticamente l'esperienza invece l'esperienza, signora Minella, l'esperienza non è scritta in nessun libro. Ecco, io devo solo dire questo, ci vuole più divise sulle strade e più tecnologia, e parlerà che tutte queste infrazioni che avete avuto in 4-5 in questa mezz'ora per qualche ora di trasmissione avrebbero tutte sanzionate e realizzate. Ecco, volevo il vostro parere, con solo grazie e buon lavoro. Grazie al nostro Gianfranco Valeri da Cessalto. Sentiamo come risponde Moreno Bonaccin e poi anche Irene Bonaccin. Prego. Concordo in pieno. Io mi trovo praticamente un pomeriggio sì, un pomeriggio no in guida a dire mai che sia il posto del blocco, e non c'è. E purtroppo è anche vero che hanno messo come deterrenti i gabbiotti, quelli arancioni, che sappiamo benissimo che purtroppo sono vuoti e sono pieni solamente quando c'è la pattuglia che mette dentro l'ase. Quindi di deterrente quello non fa niente. Moreno? Condivido. Ci vorrebbe la pattuglia, basta. Ma io sono dell'idea che anche dovremmo veramente cercare di fare anche più squadra, cioè sempre di più parlarne, fare squadra, come abbiamo visto e sentito prima con Mario Grassi, con questa associazione che era in trasmissione. Assieme uniamoci, portiamo queste problematiche, sono problematiche anche che riguardano l'incolumità del cittadino, perciò sono importantissimi. Qualcuno deve dare la risposta, no passare il cerino, ma non è colpa mia, è colpa dell'ANAS, ma l'ANAS non è colpa mia, è colpa dell'altra. Fine torna il cerino a Mario Grassi che si ritrova ancora col ponte in queste condizioni, ed è veramente peccato, perché ripeto che sono anche soldi pubblici, non sto ingegneri, cioè quando chi collauda sta roba, possibile che ne abbia visto perché se fa il taglio di nastri, ora tutti riva, taglia nastri e non si accorge che gli spuncioni che te copa, ma robe da matti. Beh, penso anche che il signor Mario e il signor Aldo, tipo ad esempio, vedano un sacco di buche per la strada mentre corrono in bici, che anche quello è pericolosissimo. Guardi, se posso rispondere, sì. Mica ho avuto fortuna di pedalare in Svizzera, in Germania, in Austria, un po' cioè non ho trovato un tombino che non sia raso con l'asfalto, una cavitoia che sia praticamente un fosso. Qua purtroppo abbiamo questa mal manutenzione delle strade. Strade belle, percorribili, non ce ne sono. Non ce ne sono qua purtroppo. Anche perché le spacca ogni 2 giorni, c'è il Aratoppa, dopo 3 giorni si è rotta un'altra volta. Non so da cosa dipenda, che se non ci siano le risorse per sistemare, ma tranne alcuni tratti, insomma per il resto veramente le nostre strade fanno da piangere. Poi volevo, se mi è consentito, quel signore che ce l'ha un po' così, un po' contrario alle piste ciclabili. Giuseppe da Viorba. Che non mi ricordo, Giuseppe, però vedi Giuseppe, noi non possiamo classificare piste ciclabili quelle che sono sui marciapiedi, perché giustamente hai ragione tu, quelle non sono piste ciclabili, voglio dire, con le uscite carraie delle abitazioni, eccetera. La pista ciclabile è un'altra cosa, io ne ho fatte tante, anche all'estero è un'altra cosa, credetemi. In Germania soprattutto sei obbligato ad andare, ma sono strade lontane dai paesi, portate fuori in mezzo alle campagne, cioè da un paese all'altro ti fanno passare per la campagna e per i boschi, ma sono asfaltate benissimo, cioè quella è pista ciclabile. Le nostre, quei passi carrai, signora che anda fuori a togliere il pane, mette fuori prima la bicicletta dal canceo, ti derivi e te capisci che cioè, non si possono classificare piste ciclabili. Là sono d'accordo con te, quelle non bisognerebbe nemmeno frequentarle. E molte non sono neppure soprattutto non sono omologate, ecco, come piste perché ciclabili. Bisogna anche dire anche questo. Allora, Moreno Bonaccin, Irene Bonaccin, come ci salutate?
Con la promessa che ti portiamo un filmato. Brava Irene, perché veramente i filmati servono tantissimo. Ricordatevi che i filmati servono tantissimo. Allora ringraziamo Moreno Bonaccini e Irene Bonaccini, proprietari e istruttori di Scuola Guida. Grazie. Allora Mario Grassi, allora che appello vuoi fare? Io voglio fare l'appello, visto che adesso ci siamo fatto un po' di sinergia con il comune di Susegana, che loro sicuramente hanno i canali migliori dei miei per entrare all'ANAS e smuovere questa cosa, almeno con le 1000 problematiche che ci sono sulle strade, tentiamo di risolvere questa, almeno se riusciamo a risolvere questa dei montanti del ponte della Priola, io sarei l'uomo più felice del mondo. Sono anche confortato perché l'ingegnere che mi ha parlato della soluzione condivide perfettamente quello che io ho detto io. Condivido a fare. Quel profilo là basterebbe per mettere... Perché se no viene fuori faremo, sempre così faremo, Pertanto diremo. credo che l'unica cosa sia parlarne, continuare a fare rete, coinvolgere più ciclisti possibili, eccetera, i comuni e le istituzioni per venire a capo, almeno risolviamo un problema, poi ce ne sono altri 10.000, ma se almeno uno lo risolviamo. Allora Aldo Negro, oltre al libro, autore del libro Si può fare, per rispondere al nostro Mario Grassi, si può fare, perché si può fare. Eccolo qua il libro, prego, come ci saluta Aldo Negro? Che qualcuno lo prenda e si diverta a leggerlo, perché io ho fatto dei bellissimi viaggi in bicicletta. Ne ho fatti anche tanti in macchina, ma quello è un altro discorso, ma in bicicletta ne ho fatti tanti e auguro a tutti quelli che sono appassionati di poter farli come li ho fatti io, in tranquillità. Grazie a Mario Grassi e Aldo Negro, ciclisti anche per passione, grazie, pubblicità. I residenti dei 12 comuni dell'area arancione, la maggioranza dei quali nella provincia vicentina, potranno effettuare volontariamente il dosaggio dei PFAS nel sangue. Il provvedimento è stato adottato dalla Regione per rispondere all'esigenza che parte della popolazione residente in questi comuni ha più volte espresso, ma anche ad una rivalutazione del rischio correlata all'uso dell'acqua da pozzo. L'area arancione corrisponde all'area interessata dalla contaminazione da PFAS delle acque sotterranee, ma che ha ricevuto acqua non contaminata attraverso gli acquedotti. Per i cittadini residenti in quest'area ci sarà la possibilità di effettuare la determinazione dei dosaggi ematici di PFAS al laboratorio autorizzato di ARPA, in regime di compartecipazione della spesa ad una tariffa calmierata. Questa misura garantirà l'accesso al sistema sanitario proprio per ridurre i costi di verifiche e analisi. In più occasioni avevamo chiesto ufficialmente questa possibilità appunto anche per il nostro comune e quindi da oggi presto appunto i cittadini potranno effettuare queste analisi e verificare la presenza o meno di FAS nel sangue. Serve a tranquillizzare ulteriormente i nostri concittadini e dare loro la possibilità di fare questo screening. Laddove gli esiti dei dosaggi effettuati dai cittadini rilevino valori sierici di PFAS superiori ai limiti di riferimento, gli interessati potranno effettuare gratuitamente gli esami ematochimici previsti dalle disposizioni. Per coloro che dovessero presentare valori significativi di bioaccumulo di PFAS ed esami ematochimici con valori alterati, potranno eseguire gratuitamente attraverso il medico di medicina generale il programma di presa in carico sanitaria. E vi presento una gradita ospite che è Laura Ghiotto, mamma no PFAS. Buongiorno Laura, grazie di essere qui con noi, però io vorrei leggere quello che è stato scritto da Lega Ambiente, era il 3 maggio 2023 naturalmente. L'associazione mette insieme 15 anni di monitoraggi e decisioni. Il mancato intervento delle autorità ha creato aree di sacrificio. PFAS, il dossier shock di Greenpeace. In Veneto esiste una terra dei fuochi. Leggiamo invece quello che scrive invece il 12 maggio 2023, inquinamento PFAS, dossier il governo, test in zona arancio. Il ministro Pichetto Fratin assicura, sosterremo la bonifica, in 42 prenotano lo screening, i costi sono troppo elevati. Prego Laura Ghiotto. Buongiorno. Allora,
Dobbiamo dire che per quanto riguarda le analisi a pagamento, quindi quelle volontarie della zona arancione, in realtà nessuno ancora ha potuto farle, sono state prenotate, c'è chi è riuscito tramite una procedura non tanto semplice per il cittadino andare a prenotarsi, però nessuno ancora ha potuto svolgerle. Noi come Mamme No Fast della zona rossa, non perché siamo diverse da quelle della zona arancione, però è da tantissimi anni che chiediamo le analisi anche per la zona arancione e abbiamo sempre chiesto all'ULSS che utilizzassero gli strumenti e tutta la complessa macchina dello screening attuato in zona rossa, perché dobbiamo sapere che in zona rossa partecipa circa il 60% della popolazione chiamata a fare lo screening e quindi resterebbe un 35-40% libero, nel senso le macchine per l'analisi, gli infermieri, tutto quello che è stanziato per la zona rossa, un 30-35% non viene utilizzato. E quindi noi avevamo chiesto che la zona arancione potesse, su richiesta personale, tramite il medico di base, potesse usufruire di questa parte non utilizzata degli investimenti fatti per lo screening in zona rossa. Quindi è vero che probabilmente ha un costo, ma dobbiamo anche sapere che dall'altra parte c'è un risparmio e quindi quello che dico io che fanno tanta pubblicità sul fatto che costa troppo, ecco, io avrei qualche dubbio, avrei qualche rimostranza, qualcosa da obiettare in merito. E dopo credo anche che per le famiglie il costo di 90 euro ad analisi sia un tantino alto. E quindi questa cifra, se io devo farla alla mia famiglia, scoraggia un po' il fare il dosaggio di PFAS a tutta una famiglia, ad esempio di 4 persone, perché va a pesare abbastanza sulla bolletta, sulla mensilità di una famiglia. Ma scusi Laura Ghiotto, quello che io non riesco a capire, ci sono nomi e cognomi di chi ha fatto questo inquinamento o sbaglio? Sì, il processo. Allora, quelli che hanno fatto questo, che ci sono le prove, devono pagare questi esami, cioè non è che sia tanto difficile. Il problema è che in Italia si continua a passare il cerino, i processi hanno dei periodi, delle lunghezze interminabili, insostenibili per molti, insostenibili perché sono carissimi anche i processi, non è che arrivi facilmente al processo, specialmente quando hai da che fare con dei colossi di cognome e di fatto. O sbaglio, Laura? Sono assolutamente d'accordo con lei. Il processo purtroppo è ancora in una prima fase in cui si stanno ascoltando tutti i testi, quindi deve ancora entrare nel vivo e quindi si prospetta un processo molto molto lungo e quindi la soluzione la vediamo ben lontana. Confidiamo ovviamente che ciò avvenga, che la fine di questo processo non sia oltre la prescrizione, perché sarebbe un'ulteriore beffa per chi è stato contaminato, perché si trova a pagare in termini di salute, a pagare in termini di denaro per tutelarsi, per acquistare prodotti che non contengano PFAS, per acquistare anche gli alimenti al di fuori della zona rossa, che non è così semplice, insomma. Quindi è vero che dovrebbero pagare. In America sono riusciti ad arrivare ad una finale del processo e tramite ad esempio l'avvocato Billot sono riusciti ad avere la garanzia delle spese sanitarie pagate per coloro che sono stati contaminati e hanno avuto delle conseguenze sanitarie per questo. Questo è successo. Io non lo sapevo assolutamente, mi fa piacere di averlo detto perché è una cosa normale, 1 più 1 fa 2, se hai sbagliato paghi e soprattutto stiamo parlando di questi valori nel sangue che stanno preoccupando non poco questi medici che hanno formato anche un pool di medici per studiare, ecco, perché non c'è statistica purtroppo, ci vogliono anni, ci vuole del tempo per capire bene. Non le sembra che stiamo andando un po' troppo a rilento e che veramente il problema si stia diluendo sempre di più perché cambia il governo, cambia il ministro, adesso sempre con lo solito zio Remo che io dico faremo, diremo, interverremo, però non si va da nessuna parte, non si va da nessuna parte perché come avete sentito da Laura Ghiotto siamo ancora agli inizi del processo, ma quant'è che se ne parla Laura? Quando
quando avete iniziato? Iniziamo anche a fare la storia delle mamme no PFAS, che non sono solo mamme, ma ci sono anche papà, famiglie intere, direi. Prego. Allora, le mamme sono partite nel 2017. Praticamente verso marzo sono arrivate le prime analisi su un campione di ragazzi che hanno fatto delle analisi chiamati dall'ULS per vedere un primo monitoraggio di cosa stava succedendo nel sangue delle persone. Alcune mamme, un gruppetto di 4 mamme, si sono trovate all'Unigo in un bar e hanno discusso, ma il mio ha nelle analisi questi rischi, il mio quest'altri, ma che cosa sono queste sostanze? E da lì è partito, diciamo, un primo movimento all'Unigo. Cose simili sono accadute anche a Montagnana e a Legnago. Con le mamme di Lonigo abbiamo cercato subito di fare un po' gruppo e di informare la gente della pericolosità di queste sostanze, aiutati anche dal fatto che prima di noi mamme ci sono stati altri gruppi che hanno battagliato e hanno cercato di porre l'attenzione sul problema e di attirare la popolazione, di informare, e sono stati ad esempio Acqua Bene Comune, i GAS, che sono i gruppi di acquisto solidali che di solito sono attenti al fatto dell'acqua, perché ad esempio anche io faccio parte del GAS di Lonigo, e il GAS di Lonigo ha sempre detto beviamo l'acqua dal rubinetto per non consumare plastica, però quando è venuto fuori il problema nel 2013 abbiamo subito ritirato la cosa e quindi siamo passati subito in bottiglia. Quindi gruppi come il Rete Gas, Lega Ambiente, che era a Legnago per la Blu, diciamo, come movimento, e anche Acqua Bene Comune, sono stati i primi ad allertare, a informare la popolazione, a chiamare le istituzioni a rispondere, a chiedere acqua pulita, a chiedere proprio nuove fonti. E un altro allerta grande è stato dato dal dottor Gordiano, che è stato lui che era molto informato su questi inquinanti emergenti, POP. E è stato lui a creare le prime informazioni scientifiche per la popolazione. E quindi loro sono partiti prima, le mamme sono partite dopo, e la grande forza forse è di riuscire intanto ad essere determinate a leggersi le cose e a chiedere con cognizione di causa determinate soluzioni di alcuni problemi, ma l'altra cosa forse è anche a cercare di far arrivare questo problema a livello mediatico e di non fermarsi solo a livello locale, ma pian piano di andare dalla provincia, dalla regione, in Parlamento europeo, per riuscire proprio a smuovere tutti i livelli e a far sì che i vari ministeri, ad esempio so che abbiamo fatto per un bel po' la lotta per far comunicare il Ministero della Salute con il Ministero dell'Ambiente, perché è ovvio che se l'ambiente è inquinato e la salute ne risente, quindi i due devono camminare di pari passo. Allora Laura Ghiotto, la faccio attendere perché adesso è arrivato, abbiamo in linea il dottor Claudio Lupo. Buongiorno dottor Lupo. Buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno, ecco, non so se ha sentito, no, grazie a lei invece dottor Lupo, se ha sentito cosa ha detto Laura Ghiotto, questa preoccupazione, però non riescono a vedere questa luce sul tunnel, questo processo che è solo agli inizi, ma questi valori nel sangue ci sono, non c'è ancora statistica, qualcosa si muove grazie anche a questo pool di dottori che stanno studiando questi ragazzi. Prego dottor Lupo. Allora sì, io ho seguito, siamo agli inizi fra virgolette, nel senso che la questione ormai è aperta da tantissimi anni, diciamo che qua nel Veneto, nelle nostre province da solo una decina d'anni, cioè circa dal 2013 ad oggi 10 anni, ma da quando è emerso effettivamente il problema. La realtà sui dati è molto antecedente, perché queste sostanze sono state definite tossico-nocive e in particolare le PFAS, interferenti endocrini, molti anni prima attraverso anche l'esperienza che aveva citato prima anche Laura, che saluto, attraverso l'esperienza del disastro negli Stati Uniti. Quindi siamo agli inizi, sì, ma del processo che comunque ormai anche per il processo non siamo ai primissimi giorni, ma siamo a una svolta, nel senso che ormai alcune decisioni cominciano a essere state prese anche a livello internazionale, a livello europeo. C'è una richiesta da parte di una serie di
sigle, di associazioni, compresa quella a cui appartengo io, ISDE, Medici per l'Ambiente, per mettere al bando queste sostanze. Perché dico sempre da tanto tempo, nel momento in cui una sostanza è definita tossico, nociva e soprattutto è una sostanza che interferisce con i nostri sistemi di regolazione, va eliminata dalla produzione, vanno riconvertite le ditte produttrici, va fatta una estrema attenta analisi di quelle che sono le zone contaminate e inquinate e quindi vanno bonificate. Dottor Lupo, ha fatto bene a dire Medici per l'Ambiente, perché voi la state mettendo tutta, ecco, siete competenti, ma quando ci sono questi tavoli, ecco, di concertazione, siete invitati, parlate, state cercando di far capire l'importanza di ascoltarvi, perché voi state facendo il bene comune, siete una cittadinanza attiva, siete i medici per l'ambiente che è la nostra salute. Prego, dottor Lupo. Assolutamente sì, noi abbiamo cercato, anzi abbiamo fatto anche, esiste un documento pubblico che si può trovare anche in internet nel sito della nostra associazione, che è il position paper di ISDE, già emesso alcuni anni fa, e non dimentichiamo che il primo studio, uno dei primi studi è stato fatto nel 2013 proprio in associazione fra ISDE e l'Istituto Superiore di Sanità. Quindi c'è una relazione. Il fatto che questi dati che noi poniamo sul tavolo da anni vengano utilizzati fino a un certo punto, perché le decisioni poi tardano ad arrivare. Ma dico una cosa solo per tutte: nel momento in cui si deve fare un lavoro di ricerca epidemiologica prima di tutto, il ragionamento che si era fatto prima sugli esami del sangue va va esplicitato come diritto per i cittadini, nel senso che non è che dobbiamo fare a tappeto a tutti, però nel momento in cui io come medico ho un sospetto, ho la possibilità di capire attraverso un esame del sangue se quella patologia di quel mio paziente è determinata da una serie di inquinanti, devo poter valutare se ci sono o non ci sono nel sangue. Secondo scienza e coscienza, il fatto di non poterlo fare è un diritto negato. Allora, dottor Lupo, io ho avuto anche ospite il sindaco di Trissino, il quale era molto imbarazzato di fronte alla mia domanda: mi scusi, l'acqua si può bere, ma con cosa viene annaffiata la verdura? E lui ha risposto: con l'acqua inquinata. Non è stato ancora messo in sicurezza il sito, perciò capisce bene che a casa che sentono queste parole fanno venire i brividi, perché non si sa fino a che punto arriva. Purtroppo non avete ancora dei dati certi per dare delle spiegazioni. Cosa dice il dottor Lupo? Come si fa a dire ancora oggi non è ancora stato messo in sicurezza il sito? Questo è particolarmente grave, nel senso che non è una cosa recentissima e non è un'emergenza, perché noi dietro la parola emergenza siamo un paese che spesso si nasconde, no? Allora, anche le emergenze purtroppo di questi giorni, faccio un esempio di queste ore, che sono quelle legate al maltempo, lo sono ma fino a un certo punto, perché la scienza da anni dice attenzione, i dissesti territoriali possono portare a determinati danni, quindi non c'è la vera emergenza, a mio avviso, c'è una incapacità ancora di affrontare le cose con dei modelli diversi. In questo caso la domanda sua fin troppo alla domanda sua è fin troppo chiara la risposta. C'è un ritardo che va colmato il più in fretta possibile, soprattutto quello della bonifica. Le sostanze perfluoroalchiliche per pasta sono diffuse dappertutto, quindi dobbiamo in qualche maniera prendere atto di questo e andare prima di tutto a
bonificare i siti così definiti punti caldi, no? Perché da lì parte il grosso dell'inquinamento, e poi gradualmente cominciare a eliminare queste sostanze. L'amministrazione comunale ha la responsabilità nella persona del sindaco per primo, la responsabilità della salute dei propri cittadini. Quindi il temporeggiare o il dare ancora risposte su quello che riguarda l'ambiente molto evasive è una risposta che non accetto in questo momento. Dottor Lupo, però non è che forse qualcuno l'ha pensata molto bene di lasciare questo cerino a questo sindaco in mano che è arrivato all'ultimo momento, che non ha nessun fondo per cercare di mettere fine a questo sito, perché bisogna avere dei fondi molto importanti e si passa proprio il cerino al più debole. Ecco, e veramente guardi che l'ho visto molto preoccupato, quasi quasi impaurito, perché lui è responsabile della salute dei propri cittadini, o sbaglio, dottor Lupo? Assolutamente sì. Il problema non è solo l'ultima pedina che deve poi agire. Ovvio che c'è una responsabilità che è del Paese. Questa è una situazione che è generalizzata ed è importante, perché parliamo ormai di questo tipo di inquinamenti e le ultime mappe dimostrate rese pubbliche da Le Monde sulla situazione in Europa sono fin troppo chiare. Quindi c'è una responsabilità in atto, bisogna dare la possibilità in periferia, quindi a chi poi si deve muovere, di accedere a dei fondi particolari. Sono sempre stati istituiti dei fondi per dare risposte a quelle che sono appunto definite le emergenze. Quindi in questo caso c'è la necessità ormai di inquadrare chiaramente il problema da un punto di vista di normative. Ci deve essere un fondo che deve permettere, anche nazionale, che deve permettere di bonificare le zone che sono state inquinate. Però mi scusi, dottor Lupo, voi avete dei dati, dottor Lupo, voi avete dei dati e queste persone continuano a mangiare queste verdure, ecco, che hanno negli orti, anche che si comprano. Ecco, non la preoccupa, ecco, questo continuare a non voler vedere che invece c'è un fatto grave dove si dovrebbe intervenire subito? Cioè non è che si sposta e si diluisce, come ho detto prima, un problema che invece è gravissimo, perché l'acqua è inquinata e noi continuiamo a mangiare la frutta, la verdura che arriva anche da là senza magari sapere niente. Cosa dice, dottor Lupo? Cos'è che vi preoccupa di più come medici per l'ambiente in questo caso? Ma mi preoccupa il fatto, quello che diceva lei, il fatto che non ci sia chiarezza. Allora io come cittadino, al di là di essere anche un medico, per cui dopo devo in qualche maniera dare un consiglio, sostenere la persona che si rivolge a me professionalmente per la salute, io come cittadino dico che sono indignato del fatto che ancora non ci sia, anche se l'abbiamo chiesto da anni, anche noi come medici dell'ambiente e tante altre associazioni ambientaliste, un tracciamento, un'etichettatura dei prodotti che andiamo ad acquistare. Io devo sapere nel momento in cui compro e pago un prodotto che cosa contiene e da dove arriva. E questo è il primo passo. Già questo è prevenzione. È ovvio che quella primaria è quello che abbiamo detto, bonificare i siti più inquinati, eliminare dalla produzione le sostanze che sono state definite tossiche, nocive, a volte anche cancerogene per questo tipo di problematiche, ma fondamentalmente trasparenza nei confronti del rapporto fra produttori e cittadini e fra amministrazioni, produttori e cittadini. Le responsabilità amministrative sono quelle di andare a verificare. Se le amministrazioni ancora non vanno a verificare la salute dei cittadini attraverso anche gli strumenti di controllo, perché dovrebbe essere l'amministrazione, il servizio pubblico che va, i centri delle ASL, i centri veterinari, sono quelli che si preoccupano, che devono preoccuparsi della salute degli alimenti, in primis l'acqua. Certo.
Certo, dottor Lupo. Senta, dottor Lupo, in base ai dati che avete raccolto in questi anni, anche se sono pochi, non potete avere una statistica, lei ha parlato di anche sostanze cancerogene, cos'è che vi preoccupa di più? È molto chiara la posizione nostra, perché la tossicità umana è stata definita non solo in Italia, ma in altre nazioni europee e anche negli Stati Uniti. La commissione tedesca sul biomonitoraggio umano, per esempio, giudica alcuni, documentandolo molto bene, alcuni effetti nocivi in maniera estremamente chiara. Per alcune sostanze, per alcune patologie c'è l'evidenza: cancro del rene, cancro del testicolo, malattie della tiroide, aumento del colesterolo, ipertensione, non dimentichiamolo mai, durante la gravidanza, e colite ulcerosa. Anche se devo dire che per esempio l'EFSA, l'agenzia europea che si interessa di questo, aveva ridotto solo all'ipercolesterolemia, mentre altre patologie potevano, secondo loro, essere meno robuste come evidenze. In realtà gli ultimi studi, sempre più accreditati, stanno dimostrando anche purtroppo la relazione con le patologie tumorali. E c'è un altro dato che io sottolineo sempre: attenzione, quando parliamo di gravidanza e quando parliamo di situazioni intorno alla gravidanza, che quando si parla di gravidanza c'è di mezzo ovviamente un nascituro, un feto, un embrione che poi diventa neonato. E ci sono delle patologie in progressivo aumento che potrebbero, secondo molti studi che stanno sempre più aumentando negli anni, anche l'Università di Padova ha fatto delle ricerche in questo senso, che stanno aumentando. Queste patologie sono quelle neurodegenerative per le fasce infantili. Quindi è obbligatorio, perché il professor Foresta ha evidenziato alcune problematiche legate alla fertilità, e ci aggiungiamo anche queste: che generazioni future stiamo creando. Guardi, dottor Lupo, io la ringrazio veramente di questa telefonica che siamo riusciti a fare per far capire l'importanza di questi medici, di questi studi che stanno facendo, ma qui veramente la politica deve intervenire, qui si dovrebbe entrare a gamba tesa, altro che su cose che non riguardano nessuno e che non interessano nessuno. Questa è la salute pubblica nazionale, perché non parliamo solo del Veneto, ma parliamo anche di Taranto, dove dovremmo anche la dottoressa Daniela Spera ha parlato, ha spiegato anche lei i problemi della Miteni. Ecco, perché non c'è questo ascolto? Ecco, io non so se dottor Lupo può rimanere ancora o se deve lasciarci. Io vi ascolto. Grazie, allora passerei la parola per sentire anche cosa dopo queste parole. So che siete in contatto, perciò vi conoscete molto bene, sapete come assieme come vi muovete, però vorrei sentire anche Laura Ghiotto cosa ne pensa. Ecco, qualcuno dovrà pure riflettere o aspettiamo cosa? Adesso questo governo ha solo 6 mesi, sì, ma adesso abbiamo anche dei dati che una volta forse non c'erano, ma come ha spiegato bene il dottor Lupo, è dal 2010 che hanno capito che c'è questo gravissimo problema. Prego, Laura Ghiotto. Anche se il è nuovo, comunque la strada era già stata ben preparata prima, conoscenze ne hanno una marea, e quindi non è proprio vero che sono o devono essere impreparati, anche perché al governo avranno anche i loro tecnici che possono fare da passaparola e quindi spiegare la storia precedente. Comunque in governo abbiamo sempre richiesto ad esempio lo studio epidemiologico, e qua non è ancora stato fatto. Stanno facendo uno screening che però ha una valenza non altrettanto forte, e Claudio Lupo lo potrà affermare, insomma, con più coscienza, con più consapevolezza, perché visto che è un po' il suo lavoro anche.
E poi al governo è stato chiesto anche di mettere dei limiti, o meglio di mettere limiti zero, ossia la messa al bando dei PFAS. L'Italia, con questo gravissimo inquinamento che ha e con quello che si sta sviluppando, che sta scendendo anche da Spinetta Marengo, quindi da un altro produttore di PFAS che è la Solvay in Piemonte, è super inquinata ed è una delle nazioni che dovrebbe essere parte della cerchia che sta chiedendo in Europa la messa al bando dei PFAS. L'Italia non c'è. Abbiamo bisogno che l'Italia si faccia forte e chiediamo al governo di mettere al bando i PFAS, di fare qualcosa per mettere al bando i PFAS. Adesso a Roma, la prossima settimana, grazie appunto a un insieme di associazioni a cui accennava prima anche Claudio Lupo, si è mossa per fare un documento da mandare sia a livello europeo, ai parlamentari europei, perché propongano la messa al bando dei PFAS e l'Italia entri nei 4-5 paesi che già fanno propongono questa cosa. E adesso si andrà al Consiglio dei Ministri a Roma, proprio in Parlamento, per presentare questo manifesto e per chiedere che l'Italia finalmente faccia un passo anche in questa direzione. Quindi non ci bastano i limiti, perché i limiti, se una ditta scarica fino a 100, perché mi permettono 100, ma se io ho 10, 20, 30 o 100 ditte che scaricano fino a 100, nell'acqua di PFAS ce ne sono non pochi, tantissimi. Allora, Dottor Lupo, ormai il tempo corre, devo salutarlo. Come ci saluta e che appello vuole fare? E sempre grazie, dottor Lupo, a lei e tutti i medici per l'ambiente. Grazie veramente. Prego. Ringrazio tutti, anche voi, perché è fondamentale essere attivi come cittadini. Noi quello che stiamo cercando di fare, anche collaborando con un intervento nelle scuole da diversi anni, è sensibilizzare la gente, sensibilizzare anche i giovanissimi che poi portano a casa le problematiche e ne discutono con i genitori. Questo è fondamentale, essere consapevoli che dell'ambiente facciamo parte tutti, che l'ambiente non è una cosa staccata, non è altro da noi, ma noi siamo parte della natura, quindi rispettare l'ambiente vuol dire anche rispettare noi stessi. Ecco, e al Ministro Frattini cosa vuole dire, dottor Lupo? Ecco, perché sicuramente, guardi che questa trasmissione arriva dovunque, sabato eravamo anche in India, perciò stia tranquillo che qualcosa arriva. Ecco, che appello vuole fare? Scusi, ho perso le prime parole, a chi? Al Ministro, al nuovo Ministro, perché qua ne cambiamo uno ogni 6 mesi, adesso abbiamo questo. Sì, adesso è chiaro, non avevo proprio sentito al telefono. Sì, assolutamente, un appello che è fondamentale, nel senso che i ministeri devono concordarsi assieme, il Ministero della Salute per primo, il Ministero dell'Ambiente per primo, il Ministero delle Produzioni e anche il Ministero dell'Agricoltura. Devono essere coordinati. Ai ministri, quindi tutti, in primis ai ministri dell'ambiente, dico che non sono più sufficienti solo i proclami, bisogna poi passare anche a degli atti che mettano veramente in sicurezza i cittadini. Grazie al dottor Claudio Lupo, al ministro Pichetto Fratin. Ecco, questa voce dei medici per l'ambiente deve assolutamente arrivare, visto che ha dichiarato sosterremo la bonifica, sarà il tempo che veramente si muovono per fare questo. Grazie veramente dottor Lupo di cuore, grazie e buona giornata e buon lavoro. Allora Laura Ghiotto, ormai siamo in chiusura quasi, ecco queste parole importanti del dottor Lupo che rappresenta questi medici per l'ambiente, perché li abbiamo questi professionisti, queste persone competenti che hanno fatto capire l'importanza di agire subito. Non è che abbiamo tanto tempo da perdere, perché queste cose girano, noi compriamo, mangiamo, beviamo. Prego Laura. Su cosa vuole intervenire? Quello che vuole, guardi Laura, tanto è talmente vasto il problema che veramente riguarda da nord a sud, a est a ovest, non è che siamo tanto tranquilli. No, infatti dobbiamo rendercene conto e appunto diffondere la cosa, grazie anche a voi che date questo spazio
per informare anche periodicamente appunto sull'avanzamento delle cose, sulle problematiche, e quindi speriamo appunto che chi ci ascolta non pensi che i PFAS sono un problema altrui, sono un problema di tutti purtroppo, di tutti quanti, e dobbiamo tutti fare qualcosa per liberarcene, e se c'è qualche attività o qualche manifestazione chiediamo la partecipazione di tutti, perché se siamo in tanti il governo ci ascolta, e quindi abbiamo bisogno veramente di sentirvi vicini e di combattere, di avervi a fianco nel momento in cui chiediamo e combattiamo per tutti voi. Allora Laura, un'altra domanda che noi ci poniamo a casa: ma come vivete? Perché non è neanche facile vivere con questo dramma interno, sapere che i tuoi figli stanno crescendo con questi valori, non sai cosa ti aspetta, non è niente chiaro, perché giustamente questi medici per l'ambiente non è che sono supportati dalla scienza, dalla ricerca, fanno quello che possono, si sono uniti, hanno fatto rete squadra, ma bisogna investire, o sbaglio Laura? Sì, bisogna investire nella ricerca, e al momento stanno partendo anche altri studi scientifici. Noi come mamme di solito aderiamo e cerchiamo di dare una mano per quello che possiamo a questi studi, e quindi già diamo una mano alla scienza per conoscere, per capire. Questo movimento, diciamo, di andare avanti e di credere nel futuro è di comunque dare una mano alla scienza, o fare qualsiasi cosa, andare a contatto con le amministrazioni, fare richieste, fare dei comunicati o fare degli scritti per mandare ai governi. È comunque un fare qualcosa per cambiare la situazione, per migliorare la situazione. Allora Laura, siccome che il tempo corre, ma devo farlo vedere perché si è mosso anche il vescovo di Vicenza, andiamo a sentire cosa dice il vescovo. Il nostro territorio è stato ferito da questa vicenda di inquinamento, e credo al più presto, come mi hanno rivolto un appello consistente le mamme No FAS, credo sia necessario dare una risposta, anche perché più passa il tempo più il problema dell'inquinamento si può allargare, come è abbastanza attestato, e quindi da parte di tutti, credo, insieme alle autorità pubbliche, le realtà delle imprese, anche realtà private, possano dare davvero un contributo per trovare una soluzione che deve essere anche una soluzione a livello legislativo, perché vietare l'utilizzo di queste sostanze è fondamentale sia qui che in Europa come in giro per il mondo. Abbiamo sentito, ecco, queste parole importanti, anche la Chiesa si muove, veramente si sta facendo squadra, è molto importante questo, perché sono autorità molto importanti. Prego Laura. Siamo andati a colloquio con il Vescovo e abbiamo esposto anche a lui la situazione, e si è reso conto di quanto ferito sia il territorio veneto, perché parliamo non solo di Vicentino ovviamente, ma anche di Veronese e Padovano, e quindi ha detto: guardate, quello che posso fare è di incentivare e di parlare di questa cosa anche a livello di Chiesa, e quindi ci ha promesso che metterà l'ambiente al centro anche di tutte le attività che riguardano le parrocchie, i centri parrocchiali oppure la CR, perché vuole far proprie le parole che ha scritto il Papa nell'enciclica rivolta all'ambiente. Scusate. E quindi il Vescovo è a nostro fianco su questo, nel senso che ci darà una mano a far capire quello che Claudio diceva prima. Io sono nell'ambiente, ma io sono parte dell'ambiente e l'ambiente è dentro di me. È un tutt'uno, non possiamo dimenticarlo. Allora Laura, facciamo anche questo appello, ecco, con tutto il cuore. Tu parli, ma ti siamo vicini a tutte queste mamme, a questi papà, a queste famiglie che stanno manifestando, ecco, che devono essere assolutamente ascoltate. La salute è pubblica, è un bene pubblico, ma ci mancherebbe. Ecco, cosa vuoi dire? Che appello vuoi fare? Ma a chi in particolare, Laura, vuoi fare questo appello?
Prima che sia troppo tardi mi appello a tutti gli amministratori, al governo in particolare, per mettere al bando PFAS. È una questione, un problema troppo grande, troppo grave, di inquinamento che non può essere risolto, perché in questo momento non c'è niente che tolga i PFAS a livello grande, solamente in laboratorio riescono a farlo, ma certo l'ambiente non è un laboratorio, è una cosa molto ampia. Quindi mi appello perché la legge sulla messa al bando dei PFAS sia messa al lavoro subito e abbia una corsia preferenziale. Non possiamo aspettare ancora. Sono già troppi anni che questo territorio subisce l'inquinamento da queste sostanze. Allora, visto che il dottor Lupo ha citato in primis il ministro Pichetto Fratin, tu cosa vuoi dire al ministro Fratin? Che appello vuoi fare al ministro Pichetto Fratin? Che deve tutelare l'Italia, prima di tutto, da queste sostanze, tutti i territori italiani, moltissimi sono già in stato di inquinamento, molte regioni più di quelle che si pensi, perché arriva anche in Sicilia, in Sardegna, arriva in Toscana, arriva nella Puglia, oltre che a Veneto, Emilia, Lombardia e Piemonte. E quindi in Italia serve tutelare l'inquinamento da PFAS, chiudere e bonificare dappertutto dove ci sono queste situazioni, perché è un problema per la salute nostra e del futuro dell'Italia, perché come diceva Claudio Lupo, i bambini vengono contaminati, quando ci sono le mamme contaminate hanno uno sviluppo diverso. Intanto abbiamo meno nati perché i PFAS influiscono sulla fertilità, e i bambini che nascono hanno delle difficoltà a livello neurologico anche, per cui si vede che hanno sindromi, diciamo, legate a disturbi dell'attenzione e della comportamento. Grazie Laura Ghiotto, un abbraccio veramente forte da Sveglia Veneti, da questa grande famiglia, vi siamo molto vicini, un abbraccio grande e continuate e crescete sempre di più, noi vi saremo al fianco, perché è un problema che riguarda tutti noi, non riguarda solo queste mamme che hanno avuto il coraggio di metterci la faccia e questi medici che stanno studiando e hanno dei dati che veramente qualcuno dovrebbe intervenire. Grazie Laura Ghiotto, grazie a voi. La posta di Mirella.
I the only one who puts cartoons on for their dog so I can get cleaning done?